Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti, ben trovati a tutte le compagne e tutti i compagni, anche e soprattutto a coloro che arrivano da lontano. Io inizierei, insomma, non capita tutti i giorni di vedere una sala così piena, una sala di sinistra italiana, quindi ci farei un applauso, perché davvero... È davvero una bellissima assemblea. È davvero una bellissima assemblea. Questa è la nostra prima assemblea d'organizzazione. L'abbiamo voluta definire assemblea perché è aperta a tutte le compagnie e tutti i compagni iscritti a Sinistra Italiana, alle nostre simpatizzanti, i nostri compagni di Europa Verde e anche degli ospiti che abbiamo invitato per sostenere questa nostra prima assemblea aperta. Do la parola a Eugenio Lai, segretario regionale di Sinistra Italiana in Sardegna. Buonasera a tutte, buonasera a tutti e a tutti, compagne e compagni. Io proverò a fare un ragionamento veloce. Non partirò dalla prima guerra mondiale, ma proverò ad analizzare la situazione attuale. Prima di iniziare, naturalmente, permettetemi di ringraziare naturalmente Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e leader di AVS, Fausto Durante, segretario generale della CGIL, CGIL Sarda, Simona Fanzeco, che è la segretaria della Camera del Lavoro di Cagliari, Andrea De Fenu, che non vedo, che è il docente, Andrea De Fenu, docente di diritto costituzionale. Devo dirti grazie per aver seguito in maniera magistrale il ricorso contro l'autonomia differenziata del governo Meloni. E naturalmente tutti i compagni e tutte le compagne che sono qui oggi presenti, Daniele Cocco che è consulente dell'assessore alla sanità, Michele Piras che è segretario dell'organizzazione, Liliana Golosio che è vice segretaria regionale e Roberto Loddo che è responsabile della comunicazione. Ti devo dire grazie mille volte per avermi sopportato in questi mesi. E naturalmente a tutti i segretari di federazione che sono qui presenti oggi, i segretari di Sinistra Italiana che sono qui presenti oggi, a partire dal segretario di Cagliari, Andrea Melis, per seguire con Giuseppe Melis, segretario federale della Gallura, Matteo Castagna, segretario federale del Medio Campidano, Michele Piras, naturalmente segretario federale della provincia di Nuoro, e naturalmente andremo a costituire a breve le segreterie di Sassari e dell'Ogliastra. Un ringraziamento particolare all'ANPI che è qui presente con noi oggi, a Livia, che è qui presente con noi oggi perché ci dichiariamo convintamente antifascisti, quindi nonostante quello che diceva Nacci, noi ci dichiariamo convintamente antifascisti. E Gisella Trincas che è con noi questa sera. Gisella, dove sei? Ok, Gisella, scusa. Un grande lavoro sulla salute mentale, che è un'emergenza importantissima non solo per la Sardegna, ma credo per tutta l'Italia. Io proverei a partire con un ragionamento che mi auguro duri 10 minuti, non di più, perché poi vorrei lasciare la parola a tutti voi, a tutte voi, per provare a confrontarci. Questa è la nostra prima assemblea di organizzazione. Proviamo a toccare tutti i temi della politica internazionale, della politica nazionale, della politica regionale, naturalmente della politica locale. Ci sono qui presenti in sala tantissimi sindaci, tantissimi amministratori locali, e naturalmente a loro andrà anche la parola, perché ci sentiamo talvolta, anch'io sono un amministratore di una piccola comunità, ci sentiamo talvolta molto abbandonati dalle istituzioni, molto abbandonati dalla politica,
essendo poi la prima frontiera dei problemi delle nostre piccole comunità. Ma riparto da ciò che Nicola Fratoianni ha detto qualche giorno fa a Napoli: noi dobbiamo provare a ridare speranza, noi dobbiamo provare a combattere l'emarginazione, dobbiamo provare a combattere la politica dell'io a favore della politica del noi. Ciò che abbiamo visto in questi giorni, stiamo continuando a vedere da qualche mese a questa parte con il Presidente dell'America, che in maniera molto imbarazzante, devo dire la verità, ma anche in maniera molto preoccupante, rilancia i temi su Gaza. Abbiamo visto il video imbarazzantissimo, preoccupante, non so neanche come definirlo. Rilancia i temi sui dazi doganali nei confronti dell'Europa, rilancia i temi che mettono in discussione l'intera Europa come continente. E allora la risposta più grande deve essere certamente quella che Sinistra Italiana sta provando a dire nei quotidiani, nei telegiornali, sta provando a dire quotidianamente in Parlamento. Dobbiamo costruire un'Europa forte, perché senza un'Europa forte, tutto ciò che in questo momento Trump sta mettendo in discussione rischia di minare la nostra autonomia, ma rischia di minare anche la nostra società. Allora la prima domanda è, nei confronti del governo nazionale, da che parte sta? Sta dalla parte di Musk, sta dalla parte dei grossi poteri internazionali, sta dalla parte di Putin, o sta dalla parte dell'Europa, sta dalla parte degli italiani, sta dalla parte della Sardegna? Di sicuro non sta dalla parte delle Sardegna, visto e considerato la questione dell'autonomia differenziata, che è un tema centrale nella politica sarda. Basti pensare a Ilea, cosa succederebbe se una riforma dell'autonomia differenziata passasse nella nostra isola. Ma sentiamo i partiti nazionali, sentiamo anche i partiti locali, la Lega, Fratelli d'Italia, attaccare la nostra Presidente della Regione, attaccare qualsiasi cosa che in questo momento sia un qualcosa di diverso da loro. Ma vorrei capire che posizione hanno nei confronti della Santanchè, che posizione hanno nei confronti del Mastro, che posizione hanno nei confronti dei parlamentari che per Capodanno si presentano con la pistola a festeggiare, che posizione hanno nei confronti delle posizioni della Santanchè, che dice che noi siamo gelosi della ricchezza. No, noi vorremmo solamente che quella ricchezza venisse redistribuita tra tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo e che in questo momento sono ai margini della nostra società. E che posizione hanno sulla questione di Al-Masri? Che posizione hanno? Nicola ha fatto bene a denunciare la questione in Parlamento. È uno scandalo internazionale. Un criminale di guerra che viene rilasciato dal nostro paese, un criminale di guerra potrebbero essere i nostri figli, potrebbero essere i nostri nipoti, potrebbero essere i nostri fratelli. E noi come un paese democratico, civile, abbiamo rilasciato un criminale di guerra. C'è un problema, c'è un grosso problema. E permettetemi di dire che la nostra solidarietà è massima nei confronti di tutti quei magistrati, al di là della propria corrente politica, che oggi sono in sciopero. Sono in sciopero per garantire il diritto ad una giustizia giusta nel nostro paese, perché noi abbiamo piena fiducia nei confronti della magistratura. E allora non vorrei però dilungarmi in ciò che sono gli altri. Vorrei invece provare ad analizzare ciò che vorremmo fosse fatto noi come partito. E allora anche qui una redistribuzione del reddito. È brutto, riporto anche qui le parole di Nicola, è brutto continuare a parlare di patrimoniale. No, io credo che non sia brutto parlare di patrimoniale. Io credo che il nostro paese deve essere un paese giusto, deve essere un paese solidale, deve essere un paese realmente che non lascia nessuno da solo, deve essere un paese, insomma, che crei il senso di società, che non crei il senso dell'io, come stiamo vedendo adesso. Ed è brutto anche dirlo, perché anche nella nostra isola, badate, fino a qualche decennio fa si lasciavano le porte aperte anche nei confronti, sono piccoli segnali, si lasciavano le porte aperte anche nei confronti del vicino di casa per dargli una mano. Oggi le porte sono tutte chiuse. Sono tutte chiuse perché si parla solo ed esclusivamente del proprio destino personale, non si parla più di un destino di società. Ed è questo che noi dobbiamo provare a
ricomporre. E allora parlare di patrimoniale, parlare di aumenti salariali, parlare di salario minimo. E qui devo ringraziare il mio consiglio comunale. Devo dire la verità, noi siamo stati il consiglio comunale che ha approvato come comune di Escolca la delibera sul salario minimo. L'abbiamo fatto convintamente, perché non possiamo pensare che ci sia ancora qualcuno che lavori sotto le 9 euro l'ora. È sfruttamento, dobbiamo dirlo. Dobbiamo dire apertamente che sotto le 9 euro l'ora non si può lavorare, che la dignità del lavoro è qualcosa che prescinde da tutto il resto. E allora sono questi i temi che dobbiamo riportare sotto gli occhi di tutti. Durante la pausa pranzo parlavamo dei tagli agli enti locali. Dei tagli agli enti locali. Io ringrazio tutti i sindaci che sono qui presenti, perché guardate, noi ci siamo ritrovati qualche giorno fa ad approvare una variazione di bilancio per andare incontro anche in questo caso alle esigenze del riarmo nazionale. Perché il comune di Escolca, il comune di San Nicolò Gerri, il comune di Ortaceso, il comune di Bottida, il comune di Gergi, il comune di Nuraghe, tutti i comuni che vedo qui rappresentati oggi, si sono trovati a fare delle variazioni di bilancio perché devono compartecipare alla spesa nazionale. Allora, è mai possibile che non ci si metta il tema di risparmiare all'interno dei ministeri, ma si chieda sempre agli enti locali, che sono la prima frontiera, che sono coloro i quali danno la risposta immediata anche alle esigenze sociali dei propri paesi, di tagliare. È ancora pensabile che andiamo avanti in un'epoca dove siamo la nazione che ha il maggiore debito pubblico, dove si chiede sempre agli ultimi di tagliare? Io credo che non sia più possibile. Io credo che bisogna ribaltare il campo da questo punto di vista, e non siamo populisti, permettetemi di dirlo, non siamo populisti, siamo persone di sinistra che credono realmente nell'uguaglianza, ma l'uguaglianza, anche come dice la Costituzione, parte dal basso. Professore, mi ha promosso, quindi da questo punto di vista sono preparato. E allora arriviamo nella nostra isola. Arriviamo nella nostra isola per dire fermamente che Sinistra Italiana è al fianco di Alessandra Todd. Sinistra Italiana proporrà dei temi ad Alessandra Todd, ne abbiamo discusso in segreteria, ne abbiamo discusso in assemblea, proporrà i temi che stiamo citando, che stiamo proponendo anche quest'oggi e che naturalmente emergeranno anche dalla nostra assemblea organizzativa. E proporremo naturalmente i temi che riguardano gli ultimi, che riguardano le persone che sono più in questo momento in disagio, sono più ai margini della nostra società. Lo faremo con uno spirito di lealtà, lo faremo con uno spirito di trasparenza, perché noi crediamo che il campo largo debba riuscire a recuperare quella fiducia nei confronti dei cittadini che ci consenta di mandare a casa la peggiore destra che abbiamo mai visto. La peggiore destra che però si sta riaffermando in tutta non solo nella nostra nazione, ma in tutto il mondo. Basti guardare gli esiti delle elezioni in Germania, basterebbe controllare gli esiti delle diverse elezioni che si sono succedute in quest'ultimo periodo. Il 20%, il 19% qualcosa della Germania è estremamente preoccupante, nonostante noi siamo speranzosi perché c'è quella determinata percentuale della sinistra che avete rilanciato, Roberto, sia tu che Nicola, nella stessa Germania, che ci dice che anche i giovani guardano con maggiore attenzione al mondo della sinistra, perché probabilmente vedono in noi quella speranza, vedono in noi quell'obiettivo non di salvezza, ma di battaglia, di concretezza, di risposta ai reali problemi, perché ci sono intere generazioni che sono state abbandonate in quest'ultimo decennio. E allora, per non farla troppo lunga, io vorrei raccontarvi anche la storia di Sinistra Italiana. Io ringrazio chi mi ha preceduto, ringrazio il segretario uscente, ringrazio la segreteria uscente, ringrazio tutti i compagni che mi hanno dato fiducia per gestire e per governare questo partito.
nel giro di qualche mese, anche grazie al lavoro che si è fatto e si era anche fatto, si è riusciti ad eleggere le federazioni. Noi siamo presenti in quasi tutta la Sardegna ed è un segnale estremamente positivo. Io l'ho ribadito anche a Nicola qualche ora fa, la presenza forte di Sinistra Italiana in Gallura, perché la Gallura è da sempre stata una provincia che aveva un punto fermo sulla destra, speculazioni, tutta una serie di questioni. Oggi noi siamo presenti in Gallura, siamo forse la seconda forza in Gallura e questa è una cosa che mi fa enormemente piacere. Giuseppe lo sentiremo successivamente, Nicola che con me in segreteria regionale interverrà certamente. Siamo presenti nel Mediocampidano, dicevo, siamo presenti, abbiamo eletto il segretario nel Mediocampidano, abbiamo eletto i segretari a Nuoro, abbiamo eletto i segretari e andremo ad eleggere i segretari a Sassari, andremo a eleggere i segretari in Ogliastra, sul quale c'è un ragionamento. Naturalmente Andrea, che qualche giorno fa è diventato segretario della federazione di Cagliari, della città metropolitana, così ormai si chiama. Noi abbiamo chiuso il 2024 con 540 tesserati. Oggi, se dovessimo pensare a una persona qualunque, gli si chiede ti tesseri al sindacato, ti tesseri a un partito politico, è sempre più difficile, Fausto. Noi siamo riusciti a chiudere con 540 tesserati. Siamo il partito che per primo, auspichiamo che ce ne siano anche altri in questi giorni, si è schierato a favore dei 5 sì al referendum, del referendum della CGIL. Saremo attivi in ogni provincia per promuovere il referendum della CGIL. Saremo attivi anche perché sono battaglie di civiltà, quelle che noi proviamo a portare avanti. Naturalmente l'assemblea organizzativa ha l'intento di crescere. Nicola l'ha detto ai giornalisti, non ci bastano 540 tesserati, noi vogliamo provare a scalzare il governo Meloni. E per provare a scalzare il governo Meloni non siamo mai sufficienti. Allora dobbiamo provare tutti quanti a partecipare attivamente alla vita politica, dobbiamo provare tutti quanti a cambiare una rotta, a cambiare la rotta di un lassismo, di un pressapochismo, di un qualunquismo che si è creato nell'ultimo decennio. No, noi siamo convintamente antifascisti, siamo convintamente persone di sinistra, siamo convintamente a favore della patrimoniale, siamo convintamente a favore del disarmo, siamo convintamente a favore di una società del noi piuttosto che dell'io. E questo è Sinistra Italiana. E per chiudere, ma non per ultimo, non lo voglio lasciare per ultimo perché la soddisfazione mia più grande, io vorrei fare un grosso in bocca al lupo, io non vedo Antonello Careddo. Vieni qui Antonello. Vieni qui Antonello, sei la mia più grande soddisfazione. Quando mi ha chiamato Giuseppe Melis ero davvero contento. Antonello è un nostro compagno giovanissimo. Buonasera a tutti. Nettamente più giovane di me, perché io ormai non sono più giovane, che è stato eletto responsabile, rappresentante della macro area del centro per quanto riguarda il servizio civile, rappresentante nazionale. Si è scontrato contro un giovane promosso da Tajani e a lui vanno tutto il nostro grazie. Quindi è questa la comunità che vogliamo, è questa la comunità che ridà speranza ai territori, che rimette al centro i bisognosi, che rimette al centro tutti coloro che non si sentono rappresentati da una politica di destra becera, antiquata, conservatrice, tutto ciò che non ci ha mai rappresentato, Noi vogliamo ripartire dai circoli. Nella società dove si fa il giro del mondo con un click del mouse, noi vogliamo ripartire dai circoli, vogliamo ripartire dal confronto diretto con le persone. Siamo al fianco del sindacato, siamo al fianco della CGIL e non è un caso che siano qui presenti, non è un caso che erano presenti anche all'assemblea degli enti locali a Napoli, non è un caso che siamo il primo partito in Italia che si è schierato per i 5 sì al referendum. Sarà la nostra prossima battaglia e sarà la battaglia su cui coinvolgeremo tutte e tutti voi. Grazie. Grazie
a Eugenio Lais, segretario regionale di Sinistra Italiana in Sardegna. Vorrei dare la parola a Fausto Durante, segretario generale della CGIL Sarda. È bene precisarlo, perché insomma, la CGIL Sarda, io Landini si nervosisce, scherzi a parte. Io, no, non sapevo, sono basso, perché guarda, mi metto qua, così in fondo mi vedo lì. Stai. Vi voglio ringraziare per l'invito e per aver coinvolto la CGIL sia a livello regionale che con la presenza della segretaria generale della Camera del Lavoro d'Italia e a questa vostra assemblea. Per noi è un piacere interloquire e dialogare con una delle forze politiche che anima la discussione, il panorama politico della sinistra, una sinistra che mai come in questo momento, e vorrei dire mai come in questa regione, ha bisogno di ragionare, di discutere. Lo dico in modo esplicito come un invito pressante che viene da chi rappresenta l'organizzazione sindacale che affonda le sue radici nella esperienza della sinistra storica italiana, insomma i socialisti, i comunisti che abbiamo avuto nel secolo scorso, che ha bisogno come non mai in quest'isola, come nel resto del paese, di processi di unificazione e di rafforzamento, di superamento delle divisioni e delle differenze che non aiutano a costruire uno schieramento che serve per battere la destra a livello nazionale. Ed è una destra che deve essere battuta. È una destra che sta mettendo in campo le peggiori politiche contro il mondo del lavoro, contro l'idea stessa di democrazia e di convivenza civile e democratica in questo paese. Stamattina, anche con il professor De Feno, abbiamo partecipato all'assemblea aperta organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati, che giustamente protestano contro una riforma della giustizia che ha un solo obiettivo: mettere i pubblici ministeri sotto il diretto controllo dell'esecutivo, del governo, snaturare il carattere di potere indipendente e autonomo della magistratura, così come è scritto nella Carta Costituzionale, e che siano nemici della Costituzione, non difensori, come pure dovrebbero essere, visto che su quella Costituzione hanno giurato, che siano nemici della Costituzione. È testimoniato da tutte le iniziative che stanno prendendo. L'autonomia differenziata, che punta a spaccare il paese, che è stata certo fatta a fette dalla prima sentenza della Corte Costituzionale, su cui non potremo fare il referendum perché la Consulta lo ha dichiarato non ammissibile, ma che rimane lì come una spada di Damocle da affrontare, il tema da affrontare ancora, per non lasciarsi sorprendere dalle incursioni di Calderoli e della destra leghista e sovranista. E i temi su cui ci stiamo confrontando con il governo, le politiche economiche e sociali, le leggi di bilancio che vengono approvate senza alcun confronto con le parti sociali, senza che chi rappresenta le organizzazioni sindacali più rappresentative possa essere messo nella condizione di discutere e poi magari anche di contrattare i provvedimenti di natura economica e sociale del governo. Siamo all'ennesima legge di bilancio approvata senza consultare le parti sociali e devo dire con un panorama delle organizzazioni sindacali che si è nettamente diviso e ha dato su quei provvedimenti, le leggi di bilancio e una serie di altri provvedimenti adottati dal governo, giudizi differenziati. Noi crediamo che non ci possano essere organizzazioni sindacali che esistono solo per dire signor sì. E lo vorrei dire con la chiarezza e con la nettezza di cui sono capace. Questo vale a Roma e vale anche a Cagliari. Perché altrimenti stabiliamo delle geometrie variabili, degli assetti differenziati che non fanno bene alla democrazia e al confronto. Esattamente come noi a Roma diciamo a Meloni e gli facciamo gli scioperi generali contro le leggi di bilancio e i provvedimenti economici e sociali sbagliati, ecco, con la stessa serietà e con la stessa
attitudine, noi chiediamo anche alla politica regionale di riconsiderare in termini positivi il suo rapporto con il tema del dialogo sociale e delle relazioni con chi rappresenta il mondo del lavoro. Guardate, non è una questione secondaria, perché, lo dico a scanso di equivoci, approfitto dell'occasione, la stragrande maggioranza, vorrei dire quasi la totalità, ma insomma, la stragrandissima maggioranza degli iscritti alla CGIL in Sardegna l'anno scorso hanno votato per Alessandra Todde e per la coalizione del centro-sinistra. Noi, senza entrare a far parte ufficialmente dell'agone politico, perché noi siamo un sindacato che ha la sua autonomia e la sua indipendenza e che può avere governi nemici, ma sicuramente non ha mai di per sé governi amici, noi Alessandra Todde l'abbiamo voluta presidente della regione. La CGIL ha direttamente o indirettamente contribuito all'affermazione del campo largo. E se noi oggi diciamo che ci sono delle lacune, dei problemi, delle difficoltà nei rapporti, lo diciamo non perché vogliamo fare un favore al centrodestra o perché vogliamo sostenere le posizioni politiche dell'Unione Sarda. Lo facciamo nella nostra autonomia e nella nostra indipendenza, esattamente come il 22 ottobre di 3 anni fa CGIL, CISL e lui della Sardegna portarono decine di migliaia di persone in piazza a Cagliari contro Solinas e le sue politiche sulla sanità, esattamente con lo stesso scopo: cambiarle quelle politiche, migliorarle. E adesso siamo in questa fattispecie anche con il governo di Alessandra Todde. Lo vorrei dire perché, siccome è oggetto di discussione e di polemiche, sembra quasi una contraddizione in termini, però noi pensiamo che la CGIL debba essere rispettata per quello che rappresenta e per i suoi quasi 160.000 iscritti in questa regione e la sua funzione di rappresentanza del mondo del lavoro. E noi non pensiamo di avere né potere di veto né diritto di interdizione, ma vogliamo almeno essere ascoltati. Vogliamo almeno che quando chiediamo di attivare un confronto sulla sanità, sulle politiche industriali, sulle questioni economiche e sociali, sui contenuti della manovra di bilancio e della legge finanziaria, sui temi delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, sul diritto alla continuità territoriale, sul modello di continuità territoriale, ecco, questa richiesta non venga vissuta come un fastidio o come un ostacolo al dispiegarsi dell'attività amministrativa, venga considerata per quella che è un'opportunità di coinvolgere chi rappresenta il mondo del lavoro e le parti sociali nell'attività di governo, nella elaborazione delle proposte migliori per la Sardegna. Poi, ripeto, se si considera che, dato che siamo quelli che siamo, ossia appartenenti alla tradizione e alla cultura della sinistra italiana, se questo vuol dire pensare che siamo acquisiti una volta per tutte al campo largo, è un errore clamoroso. È un errore che è stato fatto da altri prima nel centro-sinistra. È un errore da quelli che hanno prodotto il Jobs Act, presentandosi come difensori e come esponenti dei lavoratori e partito del lavoro. Abbiamo visto come è andata a finire. Ed è anche per quello, anche per provare a invertire una tendenza che vede sempre più arretrare il lavoro in Italia e lo vede sempre più evaporare, scomparire dalla dimensione della discussione pubblica, che noi abbiamo deciso come CGIL di impegnarci in una battaglia per restituire centralità e dignità al mondo del lavoro. Abbiamo proposto 4 quesiti. Non è che risolvendo quei problemi, quei quesiti, cambiamo il corso del mondo del lavoro in Italia, che ha bisogno di ben altro. Ma se riusciamo a raggiungere il quorum, a cambiare le norme che oggi esistono e che creano differenze, per esempio nel caso dell'articolo 18, tra chi è assunto prima e dopo il Jobs Act, creando una inutile e ingiustificata diseguaglianza di diritto,
eliminando le differenze tra chi ha diritto a un certo risarcimento perché sta in un'azienda sotto i 15 dipendenti e chi ne ha diritto a un altro perché ci sta sopra, ponendo un limite alla giungla del supermarket, della flessibilità e della precarietà alla quale giungla attingono le imprese per creare rapporti di lavoro 9 su 10 nel 2024, 9 su 10 all'insegna di lavoro precario, flessibile, stagionale, non tutelato. Se riusciamo a stabilire il principio che se io, che sono un'azienda, una grande azienda che commissiona un appalto, sono responsabile di quello che succede nella catena degli appalti e se c'è un infortunio mortale in una piccola azienda che è l'ultimo anello della catena, ne sono responsabile anch'io. Forse, e dico forse, invertiamo una lunga sequela di decenni di narrazione sul mondo del lavoro che vede nell'erosione e nella perdita della centralità e dei diritti del lavoro la chiave per competere nell'economia globale. Quella ricetta è sbagliata e se noi riusciamo a invertire quella tendenza possiamo provare a recuperare spazio e diritti che in questi anni abbiamo perso. Per questo io ringrazio Sinistra Italiana per avere da subito dichiarato il suo appoggio alla campagna che la CGIL metterà in atto per il sì ai referendum, ai 4 referendum sul lavoro e al 5º referendum sull'abbreviare il tempo di attesa per ottenere il diritto alla cittadinanza italiana da parte di persone che lavorano, vivono in Italia da tanti anni e pur vivendo, lavorando, pagando le tasse, avendo figli che vanno a scuola qui, che magari sono nati qui, non hanno il diritto a essere cittadini italiani. Ecco, si tratta di piccole pillole di democrazia e di cambiamento che tutti insieme possiamo provare a costruire e se ci riusciamo dimostreremo che forse un'alternativa alla Meloni, alla destra sovranista e populista, a una coalizione che sta danneggiando il paese su tutte le questioni più importanti, dalla dislocazione in campo internazionale alle alleanze con Trump e con i nuovi magnati del terzo millennio, alle politiche economiche e sociali, al ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, insomma, che ci sta portando verso una condizione di baratro e di possibile perdita del ruolo e della funzione dell'Italia in Europa e nel mondo. Ecco, per questo noi vi invitiamo tutti, abbiamo già fatto con i vertici del vostro partito, lo rifaccio qui pubblicamente a nome della CGIL, vi invitiamo tutti venerdì prossimo alla fiera, al padiglione D, dove faremo una grande assemblea di quadri, delegati, militanti e dirigenti della CGIL con Maurizio Landini per lanciare anche in Sardegna la campagna referendaria. 5 sì per provare a dare una nuova speranza al lavoro e ai diritti di cittadinanza. Grazie. Grazie a Fausto Durante, il segretario generale della CGIL Sarda. Chiedo a Daniele Cocco di intervenire. Daniele Cocco, consulente regionale dell'assessorato alla sanità, perché poi deve andare via per impegni istituzionali. Grazie, buonasera a tutti. Benvenuto Nicola. Ci eravamo visti con Nicola Ossieri, avevamo fatto un convegno sulla sanità a supporto della candidatura di Alessandra Todde a presidente della Regione Sardegna e credo che quella venuta di Nicola in Sardegna ci abbia portato fortuna, perché poi Nicola, noi abbiamo vinto le elezioni per meno di 3.000 voti, quindi credo che l'apporto portato dalla parte di Sinistra Italiana, qui ci sono 2 candidati che hanno preso 6.000 voti in 2 e non sono stati eletti alla fine. Ho ascoltato attentamente quello che è stato detto precedentemente, soprattutto quello che ha detto il segretario generale della Sardegna della CGIL. Condivido in pieno. Noi, quando ci siamo presentati, abbiamo detto che tutti i problemi, le estreme criticità della Sardegna si potevano risolvere se si fosse ripartiti dal basso, perché purtroppo abbiamo vissuto
probabilmente non solo 5 anni, ma più di 5 anni di scelte calate dall'alto, che poi non sono arrivate a punto di caduta, non hanno prodotto effetti, non hanno portato alcun risultato. Io credo che quello che è stato detto in quella campagna elettorale sia valido, e come se è valido. Noi purtroppo viviamo una situazione di estrema precarietà, sapete bene quello che è successo negli ultimi mesi, con questa pseudo rendicontazione che non è stata accettata dal collegio di garanzia, per cui dobbiamo attendere le sentenze che arriveranno a breve per poterci rimettere in marcia in maniera concreta. Quello che devo dire io sono sicuramente in questo momento ricopro io l'incarico peggiore del sistema sanitario della regione Sardegna, sono il consulente politico e tecnico dell'assessore alla sanità della Sardegna, che non è sardo. E questo significa qualcosa. Allora, il nostro assessore, potete anche mugugnare, è un grandissimo professionista, una persona che conosce a fondo la materia, uno che ha una grande visione della sanità e ha una grande idea di cosa fare per poter rilanciare la sanità in Sardegna. E lui ha fatto delle proposte dal primo giorno che è arrivato. Ha chiesto di introdurre gli IRCS. La Sardegna, assieme alla Calabria, è l'unica regione d'Italia che non ha gli IRCS, che tra l'altro sono a costo e vengono pagati interamente dal Ministero della Sanità. Ha detto delle cose che sono la verità. Noi in questo momento, mi rivolgo all'amico della CGIL, io sento più volte le vostre critiche di tutti i sindacati, dice dobbiamo fare un piano straordinario di assunzioni. Io le dico questo: noi negli ultimi 6 mesi abbiamo fatto circa 23 concorsi, soprattutto per le specialità mediche, ovvero a fronte di richieste per 800 medici specialisti, chirurghi, anestesisti, pediatri, radiologi, eccetera, 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 noi abbiamo avuto 23 domande di partecipazione ai concorsi, perché dobbiamo capire, dobbiamo sapere che purtroppo, dovuto al numero chiuso, dovuto a una serie di situazioni, i medici in Sardegna non partecipano più ai concorsi pubblici. Io ho fatto uno studio che ho fatto io perché dovevo andare al convegno dei vostri cugini della CISL a Sassari per la medicina territoriale. È un grado di parentela troppo stretto. diciamo cuginastri. No, diciamo proprio parenti lontani. Ex affini. No, dai. Volevo scusate se ho sbagliato a citare. Si dice che in Sardegna non ci sono medici. Allora noi abbiamo per la medicina di base un numero di medici che, se tutti si caricassero non il massimale massimo, ma il massimale medio, che è di 1180 medici, noi non avremo un cittadino sardo assistibile tra il 1.400.000, perché gli altri sono da assistere dai pediatri. Noi non avremo un cittadino sardo senza assistenza. Purtroppo succede che chi fa la medicina territoriale, soprattutto nei grossi centri, Sassari, Cagliari, in parte Nuoro, si tiene dei massimali medio-bassi, perché poi il pomeriggio fanno altro per poter avere degli stipendi. In una società democratica può avvenire anche questo, per cui noi non possiamo avere in questo momento tutta l'assistenza di cui necessitano i nostri pazienti. Il discorso del personale che manca, perché noi abbiamo dei deficit importantissimi, c'è un problema serio di organizzazione, un problema serio di una deficienza di alcune specialità di operatori sanitari, non mi riferisco solo ai medici, e qui bisogna trovare la soluzione. Io credo che la soluzione l'assessore l'abbia trovato, o almeno l'abbia proposta una soluzione praticabile, ed è quella, purtroppo su questo poi siamo tutti campanellisti. Anch'io ho fatto il sindaco 15 anni, sono ancora amministratore del mio piccolo comune. Se a me dicono metto l'ecocardiografo a Bono che sta a 2 chilometri da Buttida, io faccio casino. Perché a Bono sì, a Buttida no? Perché prendi la macchina in un minuto sei a Bono.
Noi abbiamo dei problemi che riguardano i Sulcis che stiamo seguendo, che riguardano il Mediocampidano che stiamo seguendo attentamente. Ieri abbiamo finito a mezzanotte per una situazione del pronto soccorso di San Gavino. Noi dobbiamo capire che tutti gli ospedali non possono fare tutto. Gli ospedali devono avere delle mission. Noi abbiamo gli hub di primo livello che devono fare delle cose e poi ci devono essere gli SPOC che devono fare altro. Noi non possiamo pretendere di avere 2 ortopedie, una a Iglesias e una a Carbonia, dove ci sono 2 medici lì e 2 medici a Carbonia e non apre né Carbonia né Iglesias perché sono solo 2. Possiamo metterli insieme, facciamo un'equipe di 4, almeno l'H12 riescono a farcelo in maniera seria. Quindi ci sono una serie di attività messe in campo sulle quali purtroppo a brevissimo termine non si risponde. Noi siamo più di sinistra di noi oggi non c'è nessuno. Noi abbiamo iniziato, Nicola, con SEL. Eravamo al 7% e decidono i nostri amici di Roma di sciogliere SEL. Siamo rimasti lì noi. Poi siamo andati in articolo 1, siamo andati in Leo, siamo andati in sinistra futura, sinistra sarda e poi sinistra italiana. Hanno deciso gli altri per noi. Noi siamo stati coerenti con la nostra idea per dire che siamo di sinistra, crediamo nella sanità pubblica. Però oggi io lo dico questo e lo dico col cuore che mi piange davvero. Oggi se noi non ci rivolgiamo ai privati perché i privati facciano la parte che il pubblico non riesce a fare, noi non saremo in grado per diversi anni di assistere i nostri pazienti. Questo dobbiamo fare, però dobbiamo fare un'altra cosa, mettere in condizioni i nostri pazienti, i cosiddetti invisibili, i fragili, gli ultimi, di poter andare oggi a prenotare una coloscopia e farla domani, pagando il ticket con l'esenzione ticket. Noi in Sardegna abbiamo istituito il Mater Olbia, non l'abbiamo istituito noi, ma è possibile che il Mater Olbia che nasceva per l'abbattimento della mobilità passiva non mi abbatte la mobilità passiva, io prenoto la coloscopia e me la prenoti fra un anno e se tu hai i soldini vai da solvente e te la fanno domani. Su questo stiamo mettendo mani, dobbiamo mettere mano su questo. Però oggi dico, il discorso del pubblico e del privato, noi dobbiamo purtroppo somatizzarlo in questa maniera qua. Noi purtroppo oggi abbiamo necessità indifferibile del privato, perché altrimenti non riusciamo a dare la risposta che meriterebbe un cittadino del 2025, perché poi in Sardegna si marcia a 5 velocità diverse. Sono a Cagliari, questo non vi piacerà, dove abito io la marcia è solo la prima, non si arriva alla seconda. C'è una sperequazione che è diventata insostenibile, insopportabile, e siccome la Sardegna deve essere unica e noi siamo qui per governare tutta la Sardegna, io credo che quello che ha detto Eugenio, quello che ha detto Nicola stamattina, quello che ha detto l'amico Durante, noi dobbiamo cercare... Il compagno Durante. Siamo compagni anche noi, dai. Compagni. Non siamo tutti sinistra. Ti dicevo, noi quello che dobbiamo ripartire da questo, da rendere il cittadino sardo, che sia di Cagliari o di Santa Teresa di Gallura, dargli la stessa dignità, e questa è la verità. Diciamoci quello che vogliamo, in questo momento non avviene per una serie di criticità strutturali. Io dico sempre una cosa, che quello che è straordinario oltreterreno da noi è ordinario, quello che è congiunturale oltreterreno da noi è strutturale. Noi arriviamo sempre prima rispetto alle criticità, però, non rispetto ai benefici. Arriviamo sempre prima. E perché noi dobbiamo pretendere, e chiudo perché altrimenti non la finisco più, ho parlato solo di sanità, avremo tempo di parlare del resto in altri momenti. Come l'impressione che sarà molto presente il tema della sanità. Sì, soprattutto il tema. Soprattutto il tema, e io ve lo dico perché purtroppo, guardate, io da consulente devo rispondere tutti i giorni almeno a 20 situazioni che sono le pochissime che arrivano, drammatiche, di pazienti in condizioni di criticità estrema che non riescono ad essere presi in carico dai medici, dagli ospedali, dalle comunità, dalle COT, dalle case di comunità e da tutto il resto. E dicevo questo, su questo noi dobbiamo lavorare, siccome noi ci crediamo, perché il nostro DNA quello è, gli ultimi fragili. Noi le leggi che abbiamo fatto, Eugenio, il RACE l'avevamo proposto noi. Una di quelle proposte che noi dobbiamo portare, le porteremo con forza all'attuale maggioranza, certo. Questo dobbiamo, va incrementato il fondo unico dei comuni, va incrementato il RACE,
vanno incrementate quelle risorse che possono dire a quei medici che non vogliono andare al comune di Escolca: io ti do l'alloggio e ci vai, ti do lo studio e ci vai, perché li devi incentivare, perché altrimenti noi non risolveremo i problemi, non li risolveremo. Poi devo ricordare a tutti gli amici e compagno Durante e tutti i compagni, che noi di fatto abbiamo 2 consiglieri regionali. Oggi non sono presenti. È chiaro che quei 2 consiglieri regionali noi dobbiamo fare in modo, con tutte le nostre forze, di recuperarli alla nostra battaglia, alla nostra sfida, perché è noi quei 2 consiglieri di cui sto parlando li abbiamo eletti noi con i nostri voti, e sono consiglieri regionali che devono rispondere a quelle che sono le istanze, tra virgolette, di Sinistra Italiana. Io, una delle mie sfide sarà questa, e credo che sarà una sfida che vinceremo tutti insieme. Come credo che dovremmo vincere la sfida per battere i campioni di incoerenza Salvini, Meloni e Salvini e Meloni, perché chi segue sa benissimo noi in mano di chi siamo finiti. E purtroppo noi abbiamo un deficit intellettuale importante, perché io, e lo dico perché lo penso, oggi chi vota Salvini, oggi chi vota Meloni ha davvero una sindrome compulsiva da deficit importante a livello intellettivo. Grazie a Daniele Cocco. Vorrei chiamare Simona Fanzecco, segretaria generale della Camera del Lavoro Metropolitana della CGIL di Cagliari. No, tranquillo, grazie. No, grazie Roberto. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, compagni e compagne. Per me è un grande piacere essere qua presente a questa iniziativa, a questa assemblea di organizzazione di Sinistra Italiana. Grazie a Eugenio, avrò il grande piacere di sentire Nicola rispetto ai temi, insomma, che affronteremo in questa giornata. L'assemblea di organizzazione è sempre un momento importante per un partito politico e anche per la stessa CGIL, perché non guarda solo gli assetti organizzativi, ma guarda anche quella che è la linea politica che deve essere portata avanti proprio per rispondere al meglio alle linee politiche che lo stesso partito cerca di portare avanti. E credo che sia di fondamentale importanza oggi partire dal contesto. Siamo davanti a una profonda crisi democratica e, come diceva Eugenio, anche una profonda crisi di rappresentanza. Una crisi democratica perché molte persone, più del 51% delle persone, non vanno a votare, e questo rappresenta un grande problema per il nostro paese rispetto alla democrazia, perché se le persone che oggi nelle ultime elezioni politiche, anche quelle regionali, europee, fossero andate a votare, molto probabilmente, sommandole a quelle che non hanno votato il governo nazionale, avremmo avuto anche un risultato elettorale completamente diverso. Quindi quelle persone che oggi non vanno a votare non vanno perché sono sfiduciate nei confronti della politica e perché non hanno più partiti politici di riferimento. Questo, insomma, è un dato che emerge anche rispetto ai sondaggi che vengono portati avanti anche da società autorevoli, e credo che questo sia il tema centrale anche rispetto al quale la CGIL ha deciso di portare avanti un progetto elettorale che si fonda su uno strumento costituzionale che è il referendum. Quindi non delega a nessuno la possibilità di modificare le leggi sbagliate del nostro paese, perché insomma quella che è l'idea dell'organizzazione è quello di cancellare quelle leggi sbagliate che negli ultimi 25 anni hanno destrutturato quello che è il mondo del lavoro, e lo fa attraverso il referendum, dove ognuno di noi attraverso il voto può cambiare quelle leggi sbagliate, quindi le condizioni individuali di ogni persona che si trova in quella determinata casistica. E io credo che questo sia il punto di partenza anche per ricostruire la democrazia nel nostro paese, perché oggi riguarda
diciamo, il fatto che noi dobbiamo raggiungere un quorum che è dato dalla possibilità di portare 25 milioni di persone a votare, ma domani sarà data dal fatto che il diritto di voto viene esercitato realmente attraverso anche una responsabilizzazione alla cittadinanza attiva di poter intervenire sulle scelte politiche all'interno del nostro paese. E questo è fondamentale anche rispetto a quella che è l'idea di paese si vuole costruire, attraverso quella idea anche di sviluppo economico e sociale che si vuole portare avanti. Quindi noi non possiamo tirarci indietro rispetto a una sfida così importante, che è quella non soltanto rispetto ai contenuti del referendum, ma la grande portata anche di democrazia che passa attraverso il voto. E se non c'è democrazia nel nostro paese e non c'è la possibilità anche di esprimersi attraverso la scelta di un voto, non c'è neanche la libertà delle persone. E questo anche nel lavoro. Noi riteniamo di fondamentale importanza anche dare una garanzia non soltanto ai lavoratori e alle lavoratrici rispetto ad un sistema che non si basa più sul valore del lavoro come sancito dalla nostra Carta Costituzionale, che all'articolo 1 recita molto semplicemente che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Le madri e i padri costituenti, quando hanno, diciamo, deciso di mettere in piedi la Costituzione italiana, non hanno fondato il nostro paese sul profitto, sul mercato, sull'azienda, hanno deciso di fondarla sul lavoro, un lavoro che dà dignità, perché gli articoli della Costituzione che seguono il primo raccontano esattamente come deve essere il lavoro rispetto alla retribuzione, rispetto ai diritti, e l'articolo 3 sancisce perfettamente anche il tema dell'uguaglianza formale, dove devono essere rimossi gli ostacoli di ordine e grado per appunto quell'uguaglianza formale e sostanziale che è necessaria al nostro paese perché tutte le persone possano avere dei diritti reali. E quindi anche quando parliamo di lavoro e ci si trova in una condizione nella quale all'interno di uno stesso luogo di lavoro coesistono lavoratori e lavoratrici che hanno diversi trattamenti economici e normativi, sta a significare che quelle persone diventano in competizione gli une con gli altre, livellando verso il basso i diritti, a partire da quella che è l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, che è un elemento anche questo di giustizia e di democrazia del nostro paese, nel quale oggi, non essendoci una legge sulla rappresentanza e l'applicazione erga omnes dei contratti, ogni azienda può stabilire in modo discrezionale quale contratto applicare e quale organizzazione sindacale avere di riferimento, anche quelle che non sono comparativamente più rappresentative nel nostro territorio nazionale. Vuol dire che se io azienda mi metto d'accordo con dei soggetti per costituire i famosi sindacati gialli, io farò un contratto nazionale, applicherò quei diritti ai lavoratori che vanno al ribasso rispetto a qualunque altro contratto nazionale. E in Italia il CNEL censisce più di 1000 contratti e 300 sono soltanto quelli firmati da CGIL, CISL e UIL. Vuol dire che esiste una miriade di contratti al ribasso che possono essere applicati ai lavoratori, e se nel nostro paese, anziché fare una legge sulla partecipazione, così come sta avvenendo in questo momento, spinta da un'altra organizzazione sindacale che vuole modificare anche quello che è il modello sindacale nel nostro paese, azzerando la contrattazione che ha una storia, diciamo, molto lunga e che ha dato diritti ai lavoratori e alle lavoratrici nei luoghi di lavoro, a partire anche dal diritto ad avere un'attribuzione giusta rispetto a quella che è l'inflazione che si genera nel nostro paese, noi rischiamo non soltanto di non avere ruolo come parte di rappresentanza rispetto alle lavoratrici e lavoratori, ma nello stesso tempo noi rischiamo di appiattirci rispetto a una dimensione imprenditoriale che cerca di ridurre il costo del lavoro per massimizzare i profitti, che è la famosa legge del mercato e di liberalizzazione del lavoro, che oggi ha prodotto i danni che tutti quanti noi abbiamo sotto gli occhi.
dove il lavoro appunto è diventato una merce, dove i profitti delle imprese sono arrivati, diciamo, a elementi estremamente importanti dal punto di vista anche della produzione di questi profitti, e dove in alcuni paesi il profitto determina il potere, e il potere determina anche quelli che sono i condizionamenti rispetto alle strategie politiche dei paesi. E quando esiste un conflitto, diversi conflitti in atto che sono determinati esclusivamente sulla logica del potere, della supremazia degli stati sugli altri, sul controllo, vuol dire che noi stiamo andando in una direzione nella quale anche il conflitto è lo strumento per gestire i rapporti degli stati, e questo determina morte, distruzione, determina una condizione nella quale appunto noi dobbiamo creare anche un'alternativa a partire da quella che è l'idea anche del paese che noi abbiamo, perché quando un paese decide di incrementare la spesa militare e portarla quasi allo stesso livello della percentuale rispetto agli investimenti sulla sanità, vuol dire che nel nostro paese esiste un problema, perché se la sanità è al 6% e nel nostro paese si vuol portare la spesa militare al 5%, vuol dire che questo diventa un problema anche di scelte rispetto agli investimenti. Quindi anche dal punto di vista sindacale noi dobbiamo intervenire immediatamente, non solo nell'idea appunto dei referendum che cercano di riconquistare diritti che abbiamo già ottenuto, perché non dobbiamo dimenticarci, lo diceva Fausto, la CGIL è un'organizzazione sindacale autonoma dai partiti politici, è una scelta politica che la CGIL ha fatto tanti anni fa, quando è uscita dall'essere anche la cinghia di trasmissione di alcuni partiti politici, e l'ha fatta con un'onestà politica di dare un contributo al paese indipendentemente dai partiti politici che governano rispetto alle scelte che vengono messe in campo. E quando le scelte sono quelle di questo governo, che cerca anche di ridurre il dissenso attraverso il disegno di legge sulla sicurezza, che non affronta i problemi sociali nel nostro paese, ma incrementa soltanto le pene e non tiene conto anche di quello che è il valore di un dissenso dato da una mobilitazione, come per esempio lo sciopero o come per esempio le manifestazioni, e interviene per colpire anche gli studenti che manifestano in piazza e interviene con le manganellate. Questo è un problema di democrazia sul quale il sindacato non può fare sconti. Questo è un problema che deve riguardare tutti i partiti di sinistra, a partire anche dalle rivendicazioni che devono essere inserite all'interno di un contesto più ampio rispetto al luogo di lavoro, perché qua siamo in un luogo simbolo, qui è una sede della società di mutuo soccorso, e dobbiamo dirci anche qual è stata la storia del sindacato. Il sindacato nasce da lì. Il sindacato 120 anni fa, la CGIL, nasce da società di mutuo soccorso, nel quale cercava di unificare la classe operaia e lo faceva in modo da riconoscere quei diritti universali quali il lavoro, la salute, l'istruzione, perché l'istruzione potesse diventare l'ascensore sociale per permettere al figlio di operaio di diventare avvocato, ingegnere, medico. E questo, diciamo, è un qualcosa che non ci possiamo dimenticare, e oggi noi stiamo rincorrendo le conquiste che sono avvenute a partire dall'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, nato nel 1970, e anche in quell'occasione la tutela rispetto ai licenziamenti illegittimi era un elemento non soltanto di garanzia ma di giustizia sociale, perché senza anche la certezza di avere un lavoro, di averlo stabile, di non avere una condizione di precarietà a vita, questo determina anche una proiezione verso il futuro di garanzia rispetto a quello che uno vuole fare e a quello che, diciamo, è anche la condizione economica che gli permette di vivere una vita dignitosa. E qui
noi dobbiamo cercare di portare avanti anche un'azione sinergica con i partiti politici, lo dobbiamo fare con chi è più vicino a noi, anche dal punto di vista della visione strategica nel Paese, rispetto a una dimenticazione forte per dare un'inversione di tendenza anche rispetto alle politiche messe in campo, ma lo dobbiamo fare con lealtà politica. E lealtà politica vuol dire che anche nel momento del dissenso lo strumento della mobilitazione, dello sciopero anche generale è un qualcosa che non deve essere visto come tossico, ma è un qualcosa che deve essere visto come valore aggiunto. E chiudo dicendovi che è importante sapere che Sinistra Italiana è al fianco della CGIL nella campagna referendaria, perché la sfida è molto ambiziosa e molto importante, quindi dobbiamo assolutamente vincerla e vincerla insieme. Quindi al lavoro, alla lotta e al voto. Bravo. Grazie Simona Fanzecco. Io penso che senza salute mentale non ci sia salute, per questo abbiamo pensato di invitare Gisella Trincas, la presidente nazionale dell'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale, che è anche presidente regionale dell'ASAR, l'associazione sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica. Chiedo alle compagne e ai compagni ospiti se possono attenersi a non oltre 5-6 minuti. Grazie. Compagna anche Giuseppe. Grazie a voi per l'invito e quindi per darmi, come dire, l'opportunità di dire alcune cose sulle questioni di cui mi occupo. Senza salute non c'è salute mentale, senza salute mentale non ci sono diritti. Il mondo di cui noi ci occupiamo, che è il mondo dei familiari, delle persone che vivono la condizione della sofferenza mentale, degli operatori che lavorano nei servizi di salute mentale abbastanza maltrattati, lo possiamo dire. Io rappresento un'organizzazione di familiari, di utenti dei servizi, di cittadini e anche di qualche operatore che fa parte della nostra organizzazione in Sardegna da 30 anni, ma mi occupo di queste questioni da 50 anni, essendo familiare di due persone che vivono la condizione della sofferenza mentale. E la nostra organizzazione sarda fa parte di un'organizzazione nazionale che è l'UNASAM, con la quale da oltre 40 anni abbiamo portato avanti in Italia la battaglia per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che ha significato una battaglia non contro i luoghi, non contro le strutture, ma contro l'idea dell'internamento, del privare le persone della libertà, del privare le persone dal diritto di superare quella condizione di difficoltà e di malessere che poi si cronicizza in presenza di abbandono e di internamento. Quindi noi oggi nel nostro paese, grazie a questo grande movimento basaliano, siamo riusciti a chiudere tutti i luoghi dell'internamento, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari. Abbiamo vinto in parte. Abbiamo vinto in parte perché nel nostro paese è ancora molto forte il bisogno, il desiderio di internare, di rinchiudere, di privare della libertà e dei diritti le persone, in modo particolare le persone più fragili. Questo significa che nel nostro paese, nonostante le grandi conquiste, e le grandi conquiste sono arrivate quando avevamo un Parlamento realmente rispettoso della Carta Costituzionale, un Parlamento che non abbiamo più da purtroppo molti anni, rispettoso della nostra Carta Costituzionale, quindi un Parlamento che tradisce la nostra Carta Costituzionale. Quindi che significa questo? Che il
i problemi, le difficoltà che noi abbiamo in campo oggi, ve lo dico con estrema chiarezza, sono anche determinati dalla distrazione, dalla grande distrazione anche di partiti di sinistra. Ve lo devo dire con estrema franchezza, perché altrimenti noi non avremmo potuto distruggere, come abbiamo distrutto, il sistema sanitario nazionale, e con esso abbiamo distrutto quello che di importante si è creato anche con la legge 180. Noi oggi abbiamo un Parlamento che chiede nuovi luoghi di internamento, che chiede nuovi carceri per continuare a privare le persone della libertà, chiunque, anche i giovani che vanno a manifestare il loro dissenso. Abbiamo un Parlamento sostenuto da un governo che chiede l'ampliamento delle residenze per le misure di sicurezza, che chiede l'ampliamento dei posti letto nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, dove nel nostro paese, nella stragrande maggioranza, con la responsabilità di tanti, ci sono le porte aperte e si pratica la contenzione. E questo, badate, è difeso, la contenzione, le porte chiuse, il controllo, la segregazione è difesa fortemente anche da tante persone che fanno parte del nostro mondo, lo possiamo dire con estrema chiarezza. In Sardegna è un disastro su tutti i punti di vista, non solo per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale calpestato, i servizi per la salute mentale gravemente danneggiati da un paio di ultimi governi, non solo dall'ultimo, da un paio di ultimi governi, gravemente danneggiato con la chiusura dei servizi e quindi la non possibilità per le persone di poter intraprendere un reale percorso di cura e di ripresa orientato alla guarigione. Tutti i servizi di salute mentale e servizi della sanità pubblica devono essere orientati alla migliore condizione di salute, alla possibile ripresa e guarigione. Compito del Servizio Sanitario Nazionale è tutelare la salute e la salute si tutela con efficienti servizi di salute pubblica, ma si tutela con la prevenzione. La salute mentale si può tutelare, le persone possono, anche attraversando un periodo difficile di salute mentale, possono uscire fuori da quella condizione se l'intervento è immediato, competente da parte dei servizi e se è orientato alla restituzione dei diritti di cittadinanza. Quindi il diritto ad avere una casa, il diritto ad avere un lavoro, il diritto a vivere in una società accogliente e solidale. Questo è il punto. La nostra società è diventata una società feroce, una società che esclude, una società che allontana, una società che margina. E questa è una responsabilità, credo, che ciascuno di noi si deve assumere. Grazie. Grazie a Gisella Fincas, che tra l'altro, ricordo, è presidente di un'organizzazione che è alla ricerca di attivisti volontari e anche volontari. La CGIL, anche Sinistra Italiana. Ma qua c'è un conflitto di interesse comunque genuino, perché anche io faccio parte dell'ASAP e quindi vi invito a sostenere questa organizzazione, come anche l'AMPI, l'unica doppia tessera di cui siamo orgogliosi di avere. Lidia Roversi, presidente provinciale delle AMPI di Cagliari. Io ringrazio per essere stata invitata, mi pare che
sia importante che ci siano queste discussioni, che vengono anche quelle che sono le associazioni, non propriamente partitiche, perché mi pare che un confronto continuo deve essere essenziale e dobbiamo sempre cercare, noi almeno per quelle associazioni o noi che ci identifichiamo in cui siamo nati nel 1945, siamo una delle più vecchie associazioni, la più vecchia associazione partigiana, siamo anche quella più rappresentata sia nel territorio che nazionalmente, e che comunque continuiamo la nostra battaglia contro il fascismo e siamo quindi tutti antifascisti, come credo che lo siamo tutti quelli che sono qua presenti. Allora, certo che nel 1945, quando è nato Aprile, quando è nato l'ANPI, si diceva mai più guerre. Purtroppo la storia ci ha dimostrato che in questi anni le guerre, se non proprio vicino a noi, hanno continuato ad esserci, hanno continuato ad essere quello strumento di cui non tiene conto dei civili, di cui non tiene conto di chi abita in quei territori, di cui non tiene conto di dove c'è la distruzione sempre di tutto, ma in particolare la distruzione delle persone. Allora, mancano meno di 90 giorni dalla celebrazione dell'80° anno del giorno della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, e devo dire con la massima sincerità che solo 3 anni fa, quando noi eravamo tutti disperati per il Covid, mai avremmo, nemmeno lontanamente, avremmo potuto immaginare che quest'anno avremmo avuto tale ricorrenza con il recupero culturale, politico, in molti casi sociali della destra e nelle sue varie declinazioni in buona parte del mondo. La nostra MPM che continua a dire che non faccia la legge, vale per tutto, terra, acqua e mondo, insomma, molte volte con una certa, non sappiamo mai se dobbiamo coglierla con ironia o se dobbiamo o pensa di essere al centro dell'universo. 2 guerre ci stiamo affrontando vicino a noi, una che è l'invasione della Russia all'Ucraina, la quale dopo 3 anni si prospetta per l'Ucraina una fine molto triste, una spartizione affaristica, politica ed economica tra il dittatore Putin, e colgo l'occasione per esprimere il mio consenso al senso del discorso di Marsiglia del nostro Presidente della Repubblica, Mattarella. Dall'altra parte il nuovo presidente dell'USA Trump, alla quale insieme ai suoi nuovi nemici della Silicon Valley, io con le pronunce in inglese sono una tragedia, le interessano le terre rare e quindi l'appropriazione nuovamente di un territorio, di quel territorio ucraino che oggi è completamente distrutto. Secondo così anche lì ha messo dei tetti, 500 non so di cosa, quali tavoli, tutto eccetera eccetera. Io credo che anche questa rischia di diventare una brutta guerra che diventerà poi una guerra di tipo economico, sta diventando una guerra di tipo economico. In tutto questo, ciò che brilla in modo imbarazzante è l'assenza di una incompiuta Unione Europea, nonché le varie proposte veramente scandalose di non essere al tavolo delle trattative per un eventuale cessate il fuoco. La seconda guerra mondiale la seconda guerra è quella iniziata da Hamas il 7/10/2023 e continua con il genocidio del popolo palestinese da parte del governo reazionario di Netanyahu, occupando con gli insediamenti abusivi tutti i territori palestinesi e con la volontà di deportare gli stessi. Con le ultime elezioni in Germania e prima ancora quelle francesi assistiamo a un'impetuosa avanzata delle forze di destra, cosa impensabile fino a qualche anno fa. Però la destra avanza, è avanzata e avanza per prima in Italia, perché non siamo riusciti a coltivare la memoria, salvo poche eccezioni. Ci siamo un po' dimenticati, in questi anni abbiamo dimenticato cosa è stato il nazifascismo e cosa è stata la nostra storia. Non si sono fatti i conti con il ventennio fascista. Si è parlato poco di antifascismo e resistenza nelle scuole.
Costruire una memoria del passato può offrire una chiave di lettura del presente, può portare alla scoperta dei propri diritti e dei propri doveri, al rispetto di sé, al rispetto della società, dell'ambiente, dell'esercizio di cittadinanza attiva, nella consapevolezza che l'attività di ciascuno diventi responsabilità collettiva. Questi sono principi di democrazia e della Costituzione che i partiti politici dovrebbero sempre fare propri. Intanto non sono più un fatto isolato le aggressioni neofasciste nelle scuole, e ne ricordo solo alcune, quelle che sono state a Vicenza, a Cagliari, a Firenze, a Roma. Vediamo sempre di più episodi di violenza organizzata da parte di gruppi di azione studentesca. L'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, che nelle scuole e nelle città prova a imporsi con intimidazione e aggressione, distribuendo anche a Cagliari il 10 febbraio, giornata del ricordo, un ignobile volantino riscrivendo la storia delle foibe, accusando i titini naturalmente di aver preso così casualmente gli italiani e di averli buttati nelle foibe. La storia non ci dice questo. Tutto questo accade in un contesto politico nazionale e internazionale sempre più inquietante, mentre in Italia il governo Meloni smantella il diritto di sciopero, attacca l'istruzione pubblica, criminalizza ogni forma di dissenso e deporta le persone migranti nel mondo. Vediamo avanzare sempre più regimi autoritari, repressioni, guerre e genocidi. Dopo la decisione della Consulta di dichiarare inammissibile il referendum sulla legge Calderoni, la battaglia deve continuare in Parlamento per la difesa dei principi costituzionali. La legge va riscritta tenendo conto di tutti i rilievi di incostituzionalità evidenziati dalla Consulta. In fondo la Consulta di fatto ha snaturato completamente la proposta di legge Calderoni in 7 punti fondamentali, quindi loro però continuano a fare proposte perché dice questo non è avvenuto, è una pessima interpretazione che si dà alla posizione della Consulta. Eppure da tempo assistiamo da parte dei dirigenti della Lega ad un inverosimile balletto che capovolge il senso della prima sentenza della Consulta e tende ad accelerare i tempi di attuazione della legge. Anche i giorni scorsi hanno ripresentato in Parlamento una norma per attuare velocemente l'autonomia differenziata. Io non vorrei ripetere quello che è già stato detto sull'autonomia differenziata e lo salto. È su questo terreno che va ripresa con grande determinazione la battaglia contro la legge Calderoni. L'estrema destra non solo è un fenomeno locale, è un progetto politico globale che vuole riportarci indietro di decenni, negando diritti e spazi di libertà, diritto di sciopero a chi lotta per giustizia sociale, scuola pubblica, diritti antifascismo. Per questo dobbiamo reagire. Il 25 aprile è l'80° anno della liberazione nazifascista. Deve essere l'occasione per ricordare il sacrificio di tanti italiani che hanno scelto anche con la morte da che parte stare. Noi dobbiamo partecipare in massa quanto più possibile, portando cittadini alle varie manifestazioni organizzate dalle istituzioni e dalle associazioni antifasciste. Dobbiamo dare un segnale forte contro il fascismo e il governo di destra. Al titolo dell'iniziativa di oggi, perché abbiamo bisogno della nostra forza, io aggiungerei perché abbiamo bisogno dell'unità delle forze democratiche. Le divisioni hanno sempre portato e lasceranno sempre il governo alla destra. Infine, abbiamo bisogno di spiegare che chiudiamo gli smart e incontriamoci, parliamo, confrontiamoci, litighiamoci, insomma, dobbiamo ritornare ad essere umani, non dobbiamo essere dei digitali. Dobbiamo continuare
a comunicare tra di voi, ritornare nei territori. Dobbiamo occuparci degli ultimi. Gli ultimi li abbiamo in parte dimenticati tutti, anche quella sinistra ha dimenticato gli ultimi. Chi sono gli ultimi? Sono i pensionati a basso reddito, sono quelli che il lavoro non ce l'hanno, sono i precari del lavoro, sono quelli che hanno un lavoro non degno di chiamarlo di questo nome né pagato di questo nome, sono quelli che la casa non la trovano. Noi di tutti questi problemi li abbiamo in parte dimenticati. E vorrei fare un appunto sull'intervento rispetto alla sanità. Allora, si può parlare di sanità, è vero che mettere un macchinario a Bono e averlo a 2 chilometri, ma se la mobilità all'interno della Sardegna è quella che è, se la maggior parte se l'invecchiamento della popolazione porta gli anziani ad avere difficoltà di mobilità, io credo che possiamo anche razionalizzare i servizi, ma se non permettiamo l'accesso ai servizi, credo che poco cambi. Grazie Lidia, grazie alle Ampi di Cagliari. Ora direi che se siamo tutte e tutti d'accordo potremo alternare gli interventi delle nostre compagne e dei nostri compagni di Sinistra Italiana, a partire dalle segretarie e dai segretari di federazione, con gli interventi delle nostre ospiti e dei nostri ospiti che non erano stati inseriti nella locandina iniziale. Chiedo quindi al nostro responsabile regionale d'organizzazione Michele Piras, nonché segretario della Federazione di Nuoro, di intervenire. Prego Michele. Grazie Roberto, ti prego di richiamarmi i tempi perché io passo per essere quello che parla molto. Ho messo la modalità, vero, diciamo, la modalità severità adesso. Ok, modalità severità. Ho 2 parole, parto proprio da Roberto per ringraziarlo. Anche io, come responsabile dell'organizzazione, per il lavoro che ha fatto, che è stato non scontato, importante, che ha consentito che questa iniziativa uscisse in questa dimensione, diciamo, di partecipazione, di complessità e di autorevolezza della rappresentanza degli ospiti che sono venuti a portarci il loro contributo alla discussione, perché fare organizzazione oggi è, come dire, in termini un po' demodé, diciamola così, un po' vintage. Ci siamo disabituati, ci hanno spiegato nel corso degli anni che la società diventava più liquida, quindi avevamo bisogno di partiti liquidi. Ciò che realmente è successo è che mentre diciamo, noi assistiamo a una liquefazione della densità dei rapporti sociali, ci ritroviamo con dei partiti dello Stato gassoso. Quindi abbiamo provato a fare una scelta in controtendenza, perché realmente pensiamo che riappropriarci degli spazi di democrazia sia una priorità, un'urgenza per questo Paese, il luogo della discussione, il luogo del confronto fisico tra i compagni e le compagne, riappropriarci del diritto e del dovere che ciascuno di noi ha di concorrere alla formazione del processo decisionale a livello nazionale. Roberto ci ha messo lavoro, fatica, ci ha messo tempo, e del resto che cos'è la democrazia? Ci hanno insegnato che è lavoro e che è fatica. E tanto più in questi tempi nei quali la democrazia corre un severo rischio di tenuta. Nella favoletta che ci raccontano le destre globali, diciamo da Trump a Musk fino ad arrivare a quelli più di vita, Casa Nostra, ci raccontano che insomma c'è una visione sovranista che si oppone a un'idea globalizzata, globale, di cui sarebbe portatrice la sinistra. Diciamo, chi come me, come Nicola, come altri di voi hanno percorso le strade tortuose, a volte diciamo divise della sinistra, probabilmente un punto di vista diverso da portare ce l'ha. Cioè, noi abbiamo vissuto una lunga fase nella quale una ventata di ideologia di destra, che era il neoliberismo, il turbocapitalismo, eccetera, ha devastato le garanzie sociali pezzo dopo pezzo, anno dopo anno, con un incedere che è diventato più rapido negli ultimi anni e che hanno portato realmente a una situazione nella quale oggi il paradosso che ti viene raccontato è che la sinistra che ha promosso questo processo, loro che si propongono diciamo, di invertire questo processo, in realtà mirano al
compiere l'ultimo passo di questo processo, che è esattamente quello di distruggere il sistema democratico. Noi abbiamo, diciamo, un rischio fortissimo in questo momento di tenuta delle istituzioni democratiche del nostro paese, perché la gente non va più a votare come fenomeno conseguente di quello che è successo in questi anni. E allora l'appropriarsi della democrazia è un atto, se volete, rivoluzionario in questo momento, esattamente in controtendenza rispetto a dove va il paese, a dove va l'Europa, quando si addensano nubi fosche per cui non è solo, diciamo, la cialtronata, ma pericolosa, diciamo, che segnala l'idea che si ha del mondo, dei diritti umani, della, diciamo, il filmato fatto con l'intelligenza artificiale da Trump in questi giorni su Gaza, no? Che diventa Trump Gaza, che diventa una cosa splendida, frequentata da ricchi, Musk sotto una pioggia di dollari e quant'altro. Ma diciamo mira dritta a svuotare ogni singolo pezzo della costruzione democratica che si mette il secondo dopoguerra, cioè il diritto internazionale, la Carta dei diritti umani, la tenuta delle istituzioni internazionali, per poi andare a colpire, l'economia differenziata è uno dei tanti esempi, il premierato o il presidenzialismo è un altro, per colpire esattamente l'assetto democratico. Allora cosa significa fare una conferenza d'organizzazione? Significa mettere a discutere di nuovo le persone, costruire comunità politica, costruire comunità democratica, rimettere le persone a parlare, spingerle a riappropriarsi del proprio destino, della costruzione di un percorso di cambiamento reale e progressivo della società. Questo è quello che vogliamo fare dentro un contenitore più ampio, che è quello di AWS. Noi pensiamo che rafforzare la sinistra italiana sia rafforzare l'idea progressiva, progressista di una formazione politica che rimette in campo il binomio fra giustizia sociale e giustizia ambientale, che rimette in campo la questione dei diritti civili, che rimette in campo una prospettiva di crescita della società. Siamo qualcosa di più di un'alleanza, qualcosa di meno di un partito. Vogliamo tendere a diventare un soggetto unico, a essere il luogo nel quale le divisioni della sinistra si ricompongono, a essere il luogo nel quale la sinistra si riappropria del diritto e del dovere di immaginare la società del futuro, un'idea di sviluppo, cioè esattamente ciò che manca da anni nel dibattito politico e che ha ridotto e insterilito il dibattito politico a una serie di spot, a una serie di azioni scollegate l'una dall'altra che alla fine il tuo popolo, il tuo elettorato, i tuoi gruppi sociali di riferimento non riescono più a capire. Per cui davvero la faccio breve perché vorrei sentire parlare i compagni e le compagne, perché anche questo è il senso della conferenza d'organizzazione. Veniamo anche qui, diciamo, da lontano e poi da un percorso più breve che ha visto discutere i territori, che ha visto discutere di tesseramento e di proselitismo, anche queste parole che suonano veramente arcaiche nel mondo d'oggi della politica. Da dove ci è stato chiesto, diciamo, di semplificare le pratiche del tesseramento, sembrano cose spicciole, ma di cui i compagni sentono come un tema proprio, no? Avere la possibilità di avere una tessera cartacea in mano, di andare dal compagno e di dirgli guarda, no? Ti chiedo di stare con me. Li abbiamo raccolte in una serie di contributi che dalle federazioni, dalle province, dalle idee dei compagni sono arrivati fino a qua a livello regionale. Noi faremo arrivare nella conferenza nazionale d'organizzazione così come ce l'hanno portato, così come ce l'hanno proposte dal basso, questo luogo quasi metafisico che si evoca sempre. Noi stiamo provando a farlo, le porteremo a Roma il 16 di marzo. Ci hanno chiesto di addensare in Sardegna il rapporto con i Verdi e penso che sia cosa buona e giusta, per di dirla così un po' come fosse un prete, perché penso, diciamo, che siano luoghi di coordinamento nel territorio a livello regionale, nelle federazioni. Serve a Nuoro, dove si va al voto in un importante turno di elezioni comunali nella città della Presidente della Regione e di una Presidente della Regione che è sotto un pesante attacco di carattere politico e non solamente di carattere politico e che, diciamo, rischia quello che noi sappiamo e che io non voglio neanche citare qua, diciamo, per esorcizzare la possibilità che quella grande aspettativa di cambiamento che c'è stata giusto 1 anno e 2 giorni fa, che è iniziata 1 anno e 2 giorni fa, possa interrompersi anzitempo e magari vedere riproporsi i cugini, i figli, gli amici dei fratelli e dei cugini d'Italia, no? Allora, io penso questo e la chiudo così.
I 5 sì per noi sono quasi un automatismo, ma fuori da qui noi dovremmo spiegare quei 5 sì come, dal mio punto di vista, come il germoglio di un'idea di società diversa, che ripercorre le strade della giustizia sociale e si riappropria della democrazia, esattamente dicendo che laddove hanno colpito i diritti che avevamo costruito, laddove stanno cercando di colpire il sistema democratico che è stato costruito dai nostri padri, dai nostri nonni, col lavoro e con le lotte, noi vogliamo riappropriarci di un'idea di questo tipo della società e si dà un'indicazione netta. E permettetemi di dire l'ultima cosa, perché oggi forse fra i vari referendum meno se ne è parlato. Però da figlio di immigrato, di operai immigrati in Germania, quante volte me l'hanno sentita dire questa roba, però ce l'ho nel DNA. Sono nato, non sono nato per caso, né per scelta, no, dei miei genitori. Io penso che il referendum sul diritto di cittadinanza sia un referendum essenziale per qualificare l'idea di società di futuro che abbiamo. Ci dicono, ma voi non potete essere per la immigrazione indiscriminata, è un fenomeno che va governato, esattamente va governato. Ed esattamente va governato aggiungendo diritti e mettendo, diciamo, le persone in un quadro certo, quelli che vivono qua, che hanno un progetto di vita che sviluppano qua, che studiano qua, che contribuiscono e che hanno il sacrosanto diritto di richiedere la cittadinanza italiana prima dei termini previsti dalle leggi attualmente esistenti e prima come dire, delle forche caudine, che leggi che non si chiamano Frattoianni Bonelli, no? O Piccolotti Schlein, no? Sono leggi che si chiamano Bossi-Fini, cioè le leggi che regolano il diritto dei migranti di stare in questo paese si chiamano Bossi-Fini, cioè le hanno fatte loro. Ci hanno prodotto l'incidente per il quale in questo paese è pieno di clandestini, di gente nascosta, di gente che non può manifestarsi e che con fatica cerca di dare un contributo, costruisce un pezzo della nostra società. Io penso che da qui dobbiamo partire, riappropriarci del diritto di ciascuno e ciascuno di noi di essere protagonisti della vicenda politica di questo paese e della costruzione di una democrazia migliore, più densa, più giusta, ambientalmente, dal punto di vista dei diritti sociali, dal punto di vista dei diritti ambientali. Sinistra Italiana, anche in Sardegna, ha iniziato questo percorso e non ci fermeremo domani. Allora, grazie Michele. Ora vorrei ricordarci che non siamo solo un partito che lotta per la giustizia sociale, siamo anche un partito che lotta per la giustizia climatica ed è per questo che vorrei chiamare Ivano Pedis di Ultima Generazione in Sardegna, perché certamente ci sono delle differenze tra la nostra organizzazione e la loro, ma ci sono delle cose che ci accomunano a partire dalla lotta contro il DDL 1660, contro la repressione che sta colpendo soprattutto le attiviste e gli attivisti di Ultima Generazione e anche altre organizzazioni che lottano per la giustizia climatica. Grazie. Grazie. Salve a tutti e ringrazio Walter, ringrazio l'Assemblea per avermi invitato. Per chi non mi conosce, io sono Ivano, sono studente fuori sede di storia qui a Cagliari, sono l'ultima generazione, sono tra coloro che avevano bloccato via Roma qualche anno fa per avere un fondo di riparazione per le persone vittime dei alluvioni. Ora voglio ricollegarmi a ciò che è stato detto dal compagno Eugenio Lai all'inizio, che ha parlato di redistribuzione della ricchezza, ha parlato anche di patrimoniale. Molto coraggioso, grazie. Redistribuzione della ricchezza, sì, perché appunto ricordiamolo che il 57% delle persone in Italia fa fatica ad arrivare a fine mese. Abbiamo forte bisogno di redistribuzione ed è per questo che come Ultima Generazione abbiamo lanciato una campagna che si chiama Il Giusto Prezzo, in cui chiediamo di proteggere i raccolti dalla crisi climatica, di aggiustare i prezzi sia per chi produce il cibo, i nostri agricoltori, i pastori, eccetera, eccetera, e anche per i consumatori, appunto, e di far pagare la grande distribuzione organizzata, le multinazionali del fossile, che insomma vanno a braccetto con questo governo corrotto, lo sappiamo.
chi rompe paga, ecco, questo è un po' il senso. Noi lo facciamo appunto mettendo in atto azioni di disobbedienza civile non violenta in cui ci prendiamo tutta la responsabilità delle nostre azioni. Ora, non sono qua ovviamente per richiedere alle persone in questa sala di venire a fare un picnic in un ristorante di lusso o fare un blocco stradale, non che non possiate farlo, però vorrei richiamare anche io, come è stato fatto prima anche se non erro dalla compagna Simona Franzecco, prima, che ha richiamato la responsabilità anche dei partiti di sinistra, appunto, essendo parte delle istituzioni, comunque avete un po' il privilegio e la responsabilità di favorire il cambiamento, al contrario invece di quello che sta facendo questo governo, che se un cambiamento lo sta favorendo è in peggio, invece i cambiamenti meglio appunto invece li sta bloccando, appunto accanendosi su chi protesta, sulle persone ai margini, appunto. Si barica in questa torre d'avorio e poi guai a andare a cercarli, a responsabilizzarli. E qua sono presenti persone che hanno incarichi a tutti i livelli, no? A livello cittadino di paese, a livello provinciale, a livello sardo, a livello statale. E per questo vorrei appunto richiamare alla responsabilità. Cioè io credo che possiate, e poi è chiaro il cambiamento viene dal basso, però chi sta in mezzo, diciamo, deve catalizzare questo cambiamento. E grazie. Grazie a Ivano Pettis di Ultima Generazione. Do la parola alla nostra vice segretaria regionale di Sinistra Italiana, Liliana Goluzia. Consentitemi intanto di ringraziare soprattutto Roberto Loddo per il grandissimo lavoro che ha fatto, ci ha consentito di essere qui, che noi il lavoro più importante, insomma, l'ha fatto Roberto Loddo per riuscire sulla riuscita di questa serata. Compagni e compagni, questa per me è una... Tanti di voi non li conosco, tante e tanti di voi non li conosco, spero che sia la prima di tante occasioni che dobbiamo mettere insomma in campo per conoscerci e per affrontare e parlare della società che vogliamo. Abbiamo parlato di temi importanti, questi temi che sono stati citati, i problemi, le criticità che ci sono nel paese, in Sardegna sono amplificate, perché quando noi parliamo di lavoro povero, in Sardegna è veramente un'emergenza. Quando parliamo di diritto alla salute, diritto alla mobilità, sono veramente temi importantissimi e cruciali per la vita dei sardi. Quindi dobbiamo sicuramente far sentire la nostra voce come partecipando, cioè la crisi della democrazia, come si affronta. Si affronta partecipando, facendo sentire che ci sono le persone che comunque vogliono il cambiamento, che credono nel cambiamento in una società migliore. Io credo che partendo dalla partecipazione politica, partendo dal basso, però partire dal basso cosa vuol dire? Vuol dire che ci devono essere cittadini e cittadini, ci devono essere i giovani. Ringrazio Ivano di Ultima Generazione, perché comunque dobbiamo far passare questo messaggio che qualcuno c'è che rappresenta la società, che vuole anche portare avanti io la ringrazio perché lei ha la stessa visione che io della società e della prevenzione anche della salute mentale, perché è solo in una società giusta che le persone comunque possono vivere serenamente e non sentirsi abbandonate. È solo una società giusta che può dare supporto alle persone
il supporto a chi comunque è abbandonato, alle persone più fragili, alle persone più deboli. Perché è ovvio che noi abbiamo un governo che odia i giovani, che odia i poveri, e dobbiamo far sentire che qualcuno questo governo non lo vuole. Se noi lasciamo comunque lo spazio soltanto alla destra e alle elezioni di destra, che comunque hanno la loro caratteristica, insomma, anche una prepotenza, diciamo, e poi ovviamente hanno anche interessi economici che li supportano. Lo sappiamo perfettamente che comunque abbiamo qui la CGIL che, insomma, anche quando ci parla del fatto che è ovvio che fa comodo non applicare i contratti ai lavoratori, i contratti più favorevoli, perché a chi fa comodo ai padroni, ovviamente, non fa certo comodo ai lavoratori. Quindi comunque dobbiamo riuscire a far passare il messaggio che la società civile c'è, la società civile è presente e è attenta a quello che succede. E come lo facciamo? Partecipando, incontrandoci, cercando di costruire un dialogo e affrontando insieme i problemi per trovare insieme le soluzioni, perché questo è partecipazione politica. E senza escludere nessuno. Intanto a sinistra non dobbiamo escludere nessuno, però dobbiamo veramente far passare il messaggio che la sinistra in Italia c'è, in Sardegna c'è, noi ci stiamo strutturando, piano piano stiamo costruendo, stiamo comunque cercando di far sentire la nostra voce e ovviamente abbiamo bisogno di tutte e tutti. Quindi io credo che l'iniziativa di oggi sia molto importante perché per noi sono un po' la prima, un po' il battesimo, diciamo di questo nuovo, tra virgolette, nuovo corso, diciamo così. Però io spero anche a breve che si possa fare un attivo, non a brevissimo, però un attivo degli iscritti, magari nel centro della Sardegna, in modo da coinvolgere, sì, secondo me insomma bisogna cercare di... a Escolica lo facciamo. Magari una zona un po' più centrale, però comunque fare anche un attivo degli iscritti dove davvero possiamo, diciamo, conoscerci meglio, partecipare, parlare di tutti i nostri problemi e tirare fuori anche insieme le soluzioni. E questo insomma è l'auspicio, esatto. Comunque bellissimo vedere questa sala piena e vi ringrazio e spero davvero insomma, che ci sia occasione quanto più. Avete visto che sono emozionatissima, avrete pazienza. Vediamo davvero no, c'è Andrea Delfeno. Andrea Delfeno, ci sei tu. Grazie. La parola ad Andrea Delfeno, docente di diritto costituzionale. Io l'ho detto prima, però a te e gli altri due costituzionalisti va dato un grosso grazie, va fatto un grosso grazie da parte di tutti noi sardi per averci aiutato nella battaglia contro l'autonomia differenziata. Bene, buonasera a tutti. Condivido dalle parole di Eugenio iniziali fino alle ultime, Michele, una considerazione. E lo stiamo percependo e ce ne accorgiamo più. Ci riflettiamo sopra, più ci accorgiamo che stiamo vivendo un momento veramente difficile, buio. Nel poco tempo che ho a disposizione, mi limiterò a citare alcuni fenomeni di carattere istituzionale e costituzionale, sono stati già richiamati prima, ma metterli assieme è in qualche modo preoccupante. Oggi si diceva i magistrati hanno scioperato. Uno sciopero dell'Associazione Nazionale Magistrati in tutta Italia a difesa della Costituzione e di un attentato ad uno dei cardini essenziali del nostro ordinamento, ad uno di quei gangli, diciamo, di garanzia senza i quali casca il sistema democratico. E senza entrare nel merito, non c'è il tempo, siamo anche un po' stanchi, ma è sufficiente dare uno sguardo a quello che c'è scritto in quel progetto di riforma costituzionale. Smembrare l'organo di garanzia della stessa magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura, costruire una sorta di Consiglio dei Pubblici Ministeri che da qualche parte dovranno trovare un appoggio e se non ce l'hanno più loro stessi dovranno averlo
inevitabilmente subiranno da qualche altra parte, magari dal governo, indicazioni o pressioni, è preoccupante. Stamattina si assaporava la grande preoccupazione dei magistrati in merito proprio alla perdita della propria indipendenza e quindi della giustizia che deve essere amministrata in nome del popolo, non in nome del governo. Secondo, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Notate, sono tutti pezzi piccoli, importanti pezzi, ma che messi assieme danno un'idea del tentativo della maggioranza di sovrapporre, sostituendoli ai principi e ai valori costituzionali che oggi sono stati richiamati, altri, che non sono quelli che i nostri costituenti hanno scolpito nella Costituzione del 48. Contro l'autonomia della magistratura e quindi contro la democrazia. Contro l'idea del regime parlamentare, perché l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella versione ultima che abbiamo davanti, unicum nei paesi democratici, serve a verticalizzare il potere, a marginalizzare ancora di più il Parlamento. E terzo, veniva citato tante volte, la legge Calderoli, che è vero non è una riforma costituzionale, formalmente, ma materialmente, per il contenuto eversivo che aveva, fino a quando la Corte Costituzionale non è riuscita a neutralizzarne buona parte degli aspetti più eversivi e devastanti, è una legge in realtà anch'essa in palese contrasto con i principi della nostra Costituzione. Altro che solidarietà o regionalismo per come noi qui in Sardegna lo viviamo, inteso come capacità di prendere in autonomia, ma nel rispetto dei diritti, le proprie decisioni. La legge Calderoli era, ed è perché formalmente è ancora vigente, è stata, ripeto, in qualche modo devitalizzata nelle parti più pronte, diciamo, ad essere attuate, ma ancora lì. Quella legge è esattamente il contrario dell'idea di autonomia e regionalismo che noi qui in Sardegna o da qualche altra parte dell'Italia, poche regioni, perché bisogna anche ricordare che per fare quel ricorso che prima veniva richiamato bisognava avere il coraggio politico e solo 4 regioni lo hanno avuto su 20, per cui la Sardegna, e questo bisogna dare atto alla Presidente della Regione di aver avuto il coraggio politico di su questa richiesta non scontata come risposta, perché avete visto cosa ha detto la Corte sul referendum, non era affatto scontata, anzi i rischi, diciamo, di sbattere davanti alla decisione contraria della Corte c'era, ma Sardegna, Puglia, Campania e Toscana sono le uniche 4 regioni che, ripeto, hanno preso in mano la situazione, hanno provato con successo a bloccare un tentativo che però va avanti. Quindi bisogna essere consapevoli che, e potremo continuare a citare altri esempi, la riforma dell'università che nel silenzio va avanti e che prevede una rivisitazione a 360 gradi dell'autonomia universitaria, dello stato giuridico dei professori universitari. Tutti quei pezzi che in qualche modo sono lì a salvaguardare autonomia, garanzia e cultura, ripeto, libera del nostro paese. Decreto sicurezza, sono stati richiamati. Certo, questo non significa che siamo condannati, diciamo, a vivere in questo momento buio. E vorrei chiudere, diciamo, la seconda parte delle mie riflessioni invece con una parte più costruttiva. Io ho, diciamo, respirato e sto respirando in questo pomeriggio, e vi ringrazio, anche tante parole di speranza e di forza politica. I partiti concorrono con metodo democratico a determinare la politica della nazione, sono parole della nostra Costituzione. Concorrono assieme a quelle forze associative, movimenti, cittadini, singoli, che, diciamo, sono chiamati a fare ciò che non possiamo certo aspettarci da questa maggioranza, che anzi è eversiva
rispetto ai principi costituzionali. Ma ecco, le forze che ci credono, e qui mi pare, anzi, sono sicuro che qui oggi noi ci crediamo, siamo chiamati a farci portatori attivi dei valori e dei principi costituzionali, perché se non ci sono più, ecco, se vengono meno le forze attive che credono in quei valori e in quei principi, allora la Costituzione è morta, perde, vive nel momento in cui e fino a quando i referendum che sono stati citati prima, la lotta politica, siamo in grado di tenerla viva. E io credo che se in questo noi siamo pronti a unirci e a portare avanti tutte quelle battaglie che sono state richiamate oggi, dalle battaglie più piccole, quelle delle autonomie locali, che però sono vitali, fino alla contrapposizione contro il prossimo probabile referendum, quello costituzionale, proprio contro la riforma sulla separazione delle carriere in magistratura, perché andiamo lì verso questo ulteriore referendum. Ecco, le prossime battaglie sono decisive per contrastare questo momento buio e per riportare quella luce la cui, come dire, vittoria dipende innanzitutto da noi. Grazie. Grazie ad Andrea Terzeno. Vorrei chiamare Antonello Caredu della Federazione della Gallura. Compagni e compagne, grazie. Compagni e compagne, buon pomeriggio. Sono Antonello Caredu, mi presento a voi come segretario provinciale delle giovanili della Gallura e ci provo. Vi chiedo di scusarmi perché ho avuto la necessità di mettere per iscritto due cose: sarà la mia esperienza, sarà l'emozione di essere circondato da tutti i miei compagni e segretari, però non volevo dimenticare niente. Quindi parlo come segretario delle giovanili provinciali. Quando mi hanno detto di preparare un intervento ero un po' intimorito. Il timore però ha ceduto il passo alla necessità di dare voce a un'intera generazione, sempre più emarginata e sempre più inascoltata. Una generazione che è orfana di un certo modo di fare politica, quella politica che era passione e non interessi, quella politica fatta di idee e non di nomi, fatta di incontro e non di scontro fra tifosi e calcistiche. Orfana non soltanto di politica, ma orfana soprattutto di una sinistra che potesse stare in mezzo alle persone, in mezzo agli studenti, in mezzo ai lavoratori, che potesse andare casa per casa e strada per strada per portare avanti quei valori e quegli ideali di giustizia e uguaglianza, sentiti internamente nel profondo, addivenendo a una coscienza di classe e trovando nell'unità lo strumento principe di rivendicazione di condizioni sociali migliori. Da gramsciano convinto credo intimamente che il male del mondo sia l'indifferenza, quel peso che opera potentemente nella storia, passivamente ma opera. Questo mondo e tutte le sue contraddizioni non sono date dalla volontà, ma dal popolo che applica la sua sovranità, accettando passivamente tutto ciò che accade intorno a noi. Questa indifferenza colpisce soprattutto le generazioni più giovani, ma fermiamoci e chiediamoci il perché. Questa generazione si trova davanti a un mondo e a una società completamente disastrata. Un mondo da lavoro sempre più precario, che non dà stabilità, non dà prospettive di una casa, prospettive di una famiglia, di un futuro, che non dà prospettive di dignità. Ci troviamo di fronte a un ambiente che muore ogni giorno di più e che si rivolta sempre di più contro di noi e contro quella mano che l'ha avvelenato. Di fronte a una politica internazionale sempre più inadatta ad evitare tragedie umane attraverso una diplomazia e che anzi avvalla un genocidio alla luce del sole, dimenticando gli errori e gli orrori del passato. Di fronte inoltre a una società fondata sui principi della nostra Carta Costituzionale, ottenuta a quei sacrifici della lotta partigiana contro il nazifascismo, scritta da madri e padri costituenti che avevano negli occhi quegli orrori, gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Principi e valori però sempre più disattesi e sempre più umiliati, creando una società distopica rispetto a quello che è il dettato costituzionale. Società che festeggerà gli 80 anni dalla liberazione con Meloni e la Russa. È una deriva internazionale verso l'estrema destra senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale. Ed in tutto questo, questa generazione resta atomizzata, divisa dall'illusione dei social di essere in contatto con tutti quando in realtà siamo soli in una stanza, orfana di punti di riferimento, di politica, di sinistra. E in questo scenario succede la cosa peggiore. Si perde l'innocenza, la capacità di sognare. Una generazione intera a cui vengono strappate con violenza reali per volare verso una società migliore, una società diversa.
Sognare da bambini, ci dicono. Se vogliamo crescere dobbiamo arrenderci al pragmatismo, dobbiamo arrenderci all'impossibilità di cambiare. Ecco spiegata l'estrema sofferenza e l'estrema solitudine di questa generazione, che si traduce in immobilismo e quindi in indifferenza. E tutto questo non lo so, non solo perché lavoro da un po' con i ragazzi delle giovanili, ma perché questa è anche la mia storia. Ero io l'indifferente, perché in realtà il primo indifferente lo troviamo sempre nello specchio. Ero convinto, guardando il mondo che avevo intorno, di essere io quello sbagliato. E nella solitudine le sfide titaniche, insormontabili, impossibili che mi trovavo davanti. Tutto ciò si traduceva in paura, e la paura in immobilismo, e sofferenza interiore profonda come un abisso. Ad avermi salvato è stata per l'appunto la fortuna, mera fortuna, di scoprire che non ero solo a sentire questo conflitto profondo tra ciò che avevo dentro e quello che c'era fuori. Ho capito di non essere l'unico, di non essere solo, e l'unica risposta alla paura è lo stare insieme. Questo abbozzo di coscienza di classe mi ha permesso di capire che non ero io ad essere sbagliato, che era il mondo ad essere sbagliato. E nell'unità, in quel meccanismo in cui riusciamo a compensare i nostri punti di forza con i punti di debolezza degli altri e viceversa, e in cui in sinergia diventiamo qualcosa di più della somma dei singoli, ecco, in tutto questo quelle sfide che sembravano impossibili diventavano solo difficili, da affrontare con passione, con coraggio e con un pizzico di follia. Sono stati i compagni della CGIL e dell'ANPI, sono stati i ragazzi, è stato il partito, sono stati tutti quanti loro a regalarmi, a restituirmi la capacità di sognare un mondo diverso da quello che è e di lottare per esso. È per questo che dobbiamo lottare, compagni e compagne, è per questo che dobbiamo lottare, segretario, per restituire a questa generazione una politica diversa, una famiglia che possa accogliere e valorizzarli tutti quanti per ciò che sono, ma soprattutto che possa restituire loro la forza propulsiva dei sogni, la forza motrice dei più grandi cambiamenti della società. Non è vero che chi sogna dorme. A dormire è la ragione che sta generando nel mondo mostri orrendi. Non lasciateci soli, restituiteci la forza di sperare e noi scenderemo in campo accanto a voi, a combattere questi mostri, cercando di edificare, mattone dopo mattone, una società che realizzi il sogno delle madri e dei padri costituenti, nella consapevolezza che la Costituzione resta solo un pezzo di carta fino a quando non vive attraverso di noi, orientando le nostre scelte. Noi, nuova generazione, non vogliamo restare indifferenti, vogliamo vivere, vogliamo essere partigiani, vogliamo tornare protagonisti e non sfondo o comparse. Non vogliamo essere un futuro che non arriverà mai, ma vogliamo essere il presente. Ci serve solo speranza. Lavoriamoci, costruendo unità tra politica, classe operaia e sindacale, movimento studentesco e giovanile, perché da soli non siamo niente, solo insieme possiamo andare avanti. Facciamolo, segretario, facciamolo, compagni, perché vogliamo, perché possiamo e perché dobbiamo. Al lavoro e alla lotta. Grazie, veramente un intervento dove abbiamo volato alto, davvero. A questo punto vorrei chiamare Alfio De Sobus. Okay. Alfio si presenterà da solo, ha una bella biografia Alfio. Buonasera a tutti. Ho gradito molto l'invito a questa discussione perché io avvertivo da tanto tempo l'esigenza di avere un confronto e soprattutto rimarcare un fatto che riguarda molti cittadini che intendono rimarcare l'esistenza e l'esigenza di una sinistra progettuale. Io per sinistra progettuale intendo innanzitutto l'elaborazione, la predisposizione di un progetto condiviso e partecipato. Al di fuori di questo assunto è difficile parlare di partito e ancora più difficile parlare di rappresentanza istituzionale. Quindi a me pare che sia opportuno che se si vuole proseguire il ragionamento sui temi che abbiamo affrontato stasera, sono tanti, si devono fare dei gruppi di studio, avvalendoci anche delle tecnologie di cui oggi disponiamo,
e che servono come informazione repentina istantanea, ma chiaramente non è sostitutiva della discussione, del dibattito in presenza, perché la comunicazione non è soltanto l'informazione, ma anche la modalità, i tempi, gli accenti, le presenze e i vari interventi. Senza un progetto condiviso e partecipato non esiste politica, esiste una professione personalizzata elettoralistica che conclude un tipo di cultura o subcultura, la chiamo io, che tende a trasformare sempre più quello che noi chiamiamo cittadino, a estrapolarlo, uno, dalla sua comunità solidale, due, andare verso l'autoisolamento, per poi essere inviato verso il consumismo, quindi consumatore, verso l'ascoltatore e infine elettore. No, noi siamo cittadini. Già affermare questo significa essere di sinistra. Guardate che la cultura che ormai esprimono i noi padroni del mondo non tende a occupare gli stati, tende a condizionare e catturare i cosiddetti cittadini. Lo Stato italiano non interessa più, gli interessano gli italiani. Musk, come diavolo si voglia chiamare, l'uomo spaziale per eccellenza, punta a questo. Se non abbiamo chiarito questo, non siamo di sinistra. Perché non siamo di sinistra? Perché noi dobbiamo ribadire con forza i diritti di cittadinanza, che sono, uno, i diritti dell'uomo, due, il diritto alla salute. Non intervengo su questo tema perché io lo conosco da ben 43 anni. Io sono fra quelli che ha partecipato alla elaborazione nel 1978 alla predisposizione delle leggi della 180, 14 maggio 78, alla 194 aborto, 24 maggio 78, 833, 23 dicembre 78. In 6 mesi fu affermato da parte della presenza del Partito Comunista uno dei diritti fondamentali della persona umana, che si chiama dignità. Tradotto in altri termini significa il diritto alla salute. E noi abbiamo perso su questo tema, proprio sul punto di vista culturale, anche i interventi che ho sentito stasera, si richiama alla cultura della cura, dell'atto riparatorio, non della promozione umana e quindi delle politiche preventive, come giustamente accennava Gisela. Se non vinciamo su questo terreno, che si chiama investimento in questo caso, noi dovremmo ricorrere sempre alla cura, gli ospedali, le cure, i farmaci, che si chiama cura riparativa e quella si chiama spesa. La differenza è tutta qui. Noi abbiamo perso sui primi 5 articoli dell'833. Chiedo formalmente che si faccia un gruppo per comprendere meglio alcuni elementi che ci derivano dalla nostra esperienza. Che vi parla ha costituito le 24 USL nell'autunno del 1984. Quelle 24 USL poi furono soggette alla cultura dominante nazionale, 1992, alla aziendalizzazione, cioè la salute è sottoposta all'azienda. Capite bene i criteri che scrivono l'azienda. Poi è stato fatto il centralismo, in Sardegna addirittura abolite le 8 ASL, per poi proseguire adesso, in questi giorni, al dirigismo. La difesa della salute non presuppone il dirigismo, né centralismo nell'azienda, significa azione preventiva, educativa, formativa, a partire dall'educazione scolastica e dall'alimentazione, perché altrimenti è come cercare di tappare i buchi non avendo i tappi. Allora, su questo tema io voglio approfondirlo per capire meglio. Comunque posso permettermi il lusso di dire, noi dall'84 all'89 facemmo il piano sanitario triennale sulla salute, che oggi non si fa più né nazionalmente, guarda caso, e noi in Sardegna siamo alla bellezza di 18 anni. In questi 40 anni, due piani soltanto. Ecco, riprendo anche un altro argomento che è molto importante, guardate, altro diritto di cittadinanza, l'istruzione.
In Sardegna, così come per il fare per la salute, l'istruzione oggi è diventata strettamente collegata al diritto alla mobilità. Noi abbiamo ferrovie del 1914 e però abbiamo la 131 che ha 59 anni in costruzione. Vorrei parlarne di questa questione di trasporto perché è fondamentale. Altra questione di diritto di cittadinanza, sicurezza e nei luoghi di lavoro. Forse voi conoscete tutte l'esperienza dell'amianto e le cose che stanno succedendo, ad esempio a Podotore, che si stanno affrettando a smantellare tutto quello che è stato costruito con il materiale con l'amianto, perché c'era una fortissima preoccupazione e non parlo delle indicazioni, però questo problema pone una questione che io pongo, ed è la rappresentanza e soprattutto le istituzioni. Noi in Sardegna abbiamo 569 istituzioni, di cui alcune non si capisce che cosa servono. Parlo ad esempio dei consorzi dei comuni, 43. 28 uffici per l'impiego, non vi è all'interno dell'ufficio dell'impiego uno specializzato nell'inserimento e nel tirocinio delle persone con disabilità. Nelle scuole elementari mancano 5.200 docenti di sostegno. La Regione Sardegna, nonostante iniziative e progetti, non sono stati fatti i formatori di sostegno. Mi si scusi, ma chi ha delle difficoltà come fa ad essere formato? Ecco, sono soltanto alcuni dei problemi gravissimi di cui nessuno parla e che però meritano di essere approfonditi. Grazie. Mi fermo qui, ci sarebbero molte cose da dire, però chiedo che siano fatti gruppi di lavoro che io metto a disposizione la mia esperienza e ancora per il minimo di entusiasmo che mi resta. Grazie Alfio. Grazie Alfio. Giuseppe Melis, segretario della Gallura, segretario provinciale della Gallura. Giuseppe, Grazie. per tutti la comunicazione, tra 10 minuti interviene Nicola. Mi hai anticipato. Perché poi l'aereo non lascia... Cercherò di essere il più sintetico possibile. Insomma, innanzitutto un saluto a tutti i convenuti, al nostro segretario regionale, Eugenio, che sceltiamo quasi giornalmente, Liliana, Michele. Niente, io oggi mi trovo qui in questo contesto e devo dire, sono pervaso da un sentimento che mi incute fiducia. La fiducia è dovuta dall'avere una sala gremita, cosa che insomma per noi di sinistra non è consueta, non è una questione di tutti i giorni. Però questo, ripeto, mi incute fiducia e mi fa sperare per il futuro. E un particolare ringraziamento lo voglio fare oggi a tutte queste persone che sono presenti, che si sono sacrificate, che hanno mangiato da propri impegni personali. A partire da voi della Gallura. A partire dalla Gallura, che ci siamo sorbiti 300 km per arrivare a Cagliari e altri 300 per tornare. Chiaramente questa è la sinistra che ci piace, che piace a me, la sinistra che partecipa, la sinistra che si autofinanzia, che per essere presente, ripeto, rinuncia anche a un giovedì di carnevale, perché no? Però la politica viene prima. E niente, quindi vi voglio rivolgere questo ringraziamento e rinnovare questo sentimento di fiducia. Io credo che con una sala così riunita, con persone motivate come lo siamo noi, tutto sia possibile. È possibile anche, la Gallura lo dimostra, sconfiggere quello che il centrodestra imperante, anche qui in Sardegna. In Gallura, come qualcuno prima ha preceduto, Eugenio, si sa, è una regione, una zona della Sardegna prettamente di destra. Però, orgogliosamente dico questo, siamo stati anche la prima federazione che si è costituita in Gallura. In Gallura siamo la seconda forza del centro-sinistra, a ruota del PD, e questo ci gratifica. Io personalmente provengo dal PD, sono stato segretario e vice segretario anche provinciale del PD. Ho lasciato quel partito perché non mi riconoscevo più in determinati punti di questo partito, ma continuo a considerarlo un partito di sinistra perché lo è. Il mio speech è questo. La Sardegna siamo stati una sorta di laboratorio, questo lo dico anche al nostro segretario nazionale, perché abbiamo dimostrato una cosa, che il caporalato ha vinto in Sardegna. Quindi questa destra imperante non è poi così del tutto.
È la dimostrazione che quando noi siamo uniti, che quando noi partecipiamo, quando noi ci impegniamo, siamo ancora capaci di dare delle risposte. Risposte di solidarietà, risposte di uguaglianza, risposte che comunque ci chiedono le persone che stanno al di fuori da queste stanze, le persone con cui noi dobbiamo tornare a parlare. Non è più possibile vedere il centrodestra che cavalca le istanze che ci appartenevano, quelle di uguaglianza, ma quando mai? Io arrivo dalla Gallura. La Gallura non è più quell'Eldorado che molti credono, non è più quella Svizzera della Sardegna, assolutamente no. È una cartolina e la destra ce la vuole far vedere come tale. Ma che la destra è pervasa, scusate, la Gallura è pervasa di mille problemi, che poi qui sono stati toccati i problemi, non voglio entrare in merito perché chiaramente sono stati toccati da tutti voi, ma non sono molto diversi dal resto della Sardegna e dell'Italia. Il precariato ormai è una consuetudine, Gallura. Quella che era l'attività trainante dopo il turismo ed è legata soprattutto al mio territorio, che è quella dell'industria sugheriera, è in piena crisi. Oggi il mio paese, che era una sorta, uno dei piccoli centri comuni della grande Italia, oggi è una crisi tremenda. Siamo passati da avere nel giro di 10 anni 350 partite IVA che davano lavoro non solo al mio paese, ma a tutta la zona, addirittura da Cagliari. Oggi si sono ridotte a 10-12 attività che soffrono. Allora, ecco, noi dobbiamo tornare a attraversare queste, le problematiche sono queste, dobbiamo dare queste risposte. E ripeto, orgogliosamente rivendico questo, che non è assolutamente vero che la sinistra è demotivata, ecco, il popolo di sinistra è demotivato, dobbiamo intentare tornare ad andare a votare, prendere esempio dalla Germania. Se il centro-destra, la destra estrema in Germania è stata in qualche modo arginata, è al fatto che comunque i cittadini tedeschi, gli elettori tedeschi hanno recepito questo, si sono presentati compatti e sono tornati a votare, arginando questa maglia di destra, quasi nazista, io lo chiamo nazista. Ecco, questo abbiamo fatto. Quindi io non mi dilungo più di tanto, credo che comunque voglio augurare a tutti un buon lavoro. E il buon lavoro è questo, cercare di dare delle risposte e cercare di tornare ad occuparci del bene comune, non come fa la destra, del bene, diciamo, dell'interesse al limite dell'amico dell'amico, il bene comune. Questo è quello che ci accomuna tutti quanti. Finisco un altro appello, unite si vince. Io credo che sotto tutte le altre sigle che appartengono al centro-sinistra, poi siamo tutti uniti negli stessi intenti. Quindi questa unitarietà la dobbiamo ritrovare. Il luogo delle prossime amministrative, che io parlo chiaramente della mia zona, Olbia, completamente di destra, ma si può costruire qualcosa di positivo. Tempio, e noi siamo qui per questo. Ecco, questo è il mio compito, il nostro compito degli amici qui a Fiducia. Grazie a tutti. Grazie Giuseppe. Chiamo il compagno Cristian Lorsi. Grazie Roberto, grazie della sedia. Che ci colleghiamo e mi siedo. Buonasera a tutti. 18:11, 18:20. No, io cercherò di rubarvi solo 2 minuti per non far perdere l'aereo segretario. Francesco, dove sei? Eccoti là. Fatti non fumo per vivere come brutti, ci stavamo dicendo giù. Grazie Eugenio. Grazie per l'iniziativa che hai organizzato oggi, grazie alla segreteria che ti ha accompagnato in questo compito. Grazie per aver ricordato il lavoro fatto in questi mesi da chi ti ha preceduto e ti ringrazio veramente per queste considerazioni. Vedete, io ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi che sono stati fatti, però vi chiedo uno sforzo in più, perché ci siamo guardati troppo dentro. Alfio De Sogus, ci ha ricordato qual è la differenza che dobbiamo mettere in campo. Abbiamo parlato molto di sanità, poco di salute. Siamo la regione più vecchia d'Europa. Siamo al centro del Mediterraneo. Davanti alle nostre sponde c'è un fermento che interessa poi di riflesso tutto il mondo, tutta Europa. Qualcuno ha messo in questi anni in campo
azioni per dire che non si girava dall'altra parte. Una è qua presente. Fate un applauso a Nicola Frattoianni per l'operazione mediterranea, perché in quel momento lì c'era bisogno veramente di stare lì a difesa del diritto, a difesa della vita. Perché solo chi è stato lì in mezzo in quel mare sa cosa significa, quanto pesa un corpo. Io l'ho già detta questa frase, quanto pesa un corpo? Il mio primo morto aveva 15 anni. Ragazzo alto, bello, un bel ragazzo. L'hanno tirato su dal Mediterraneo, l'hanno portato al porto di Cagliari. Io ho avuto l'ingrato compito di fare la fotosegnalazione, verificare le condizioni e metterlo in un sacco di plastica. Quel corpo pesa nella mia coscienza tutti i giorni. Pesano quelle 7 donne che Nave Dattilo ha scaricato nel porto al Moloch Nusa, nel porto di Cagliari. Pesa quel silenzio che si è venuto a creare quando hanno messo giù quei sacchi con quelle 7 donne, quelle 7 madri, quelle 7 sorelle. Pesa nella coscienza di tutti noi. E noi non possiamo girarci dall'altra parte. Noi dobbiamo combattere questa destra reazionaria che vede esclusivamente il profitto alla fine del tunnel, l'interesse personale. Noi dobbiamo uscirne insieme. Quando ero ragazzo, Nicola, avevo 16 anni, organizzammo una delle poche manifestazioni in Italia avevo 15 anni, contro la guerra, contro la prima guerra nel Golfo, quella di Bush padre. C'eravamo noi e pochi altri, noi, Don Tonino Bello e pochi altri. C'è una coscienza, io guarda, ti apprezzo per quello che hai detto, per il blocco che avete fatto in via Roma, non neanche per voi, per chiedere diritti per gli alluvionati. Cioè voi vi siete messi in secondo piano, ultima generazione, vi siete messi in secondo piano, avete detto noi mettiamo a disposizione il nostro corpo per la battaglia di altri, che è anche la nostra battaglia. Quando eravamo ragazzi, Andrea, dove sei Andrea Melis? Quando facevamo le manifestazioni, Sei pericoloso nascosto. chi è che ci proteggeva? Chi è che ci proteggeva? C'era il deputato, il consigliere regionale, giusto? Ecco, abbiamo bisogno di quello, Nicola. Noi dobbiamo rimettere, come loro mettono il loro corpo a disposizione, noi dobbiamo mettere il nostro corpo a disposizione. Non ci devono essere più cariche sui ragazzi come ci sono state in questi anni. Non possiamo più chiudere quei ragazzi nei vicoli per manganellarli. Non possiamo permetterlo. E io vi chiedo questo, veramente, e chiudo perché 2 minuti sono già terminati da tempo, Nicola deve fare le sue conclusioni e deve prendere un aereo. E io lo ringrazio fraternamente per essere stato qui oggi, veramente, perché L'unica assemblea a cui ho partecipato. c'era un grande bisogno e quello che chiedo, come ha chiesto Alfio, moltiplichiamo questi momenti, perché c'è bisogno anche di fare un minimo di elaborazione, lasciando perdere i sentimenti. Il mio è stato un intervento di sentimento, di cuore, però c'è bisogno di elaborare, c'è bisogno di ragionare sulla sanità mentale. Grazie Andrea, grazie perché era da un po' che non ci vedevamo e ho avuto piacere di averti oggi. Grazie Gisella perché, vedi, la città dei pazzi a Trieste, e la conosco anche io, lo sai perché? Perché io vivevo lì e si sente dall'accento. È uno di quelle case, di quelle case che fece Basaglia tra Gorizia e Trieste, Monfalcone. Era di fronte a casa mia, in via Rigoboito numero 22. Di fronte c'era una di quelle case dove quelli che loro chiamavano i pazzi
venivano e vivevano lì ed erano liberi e non c'erano barriere ed erano integrati. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, vivere da bambino quell'esperienza. Io vi ringrazio tutti quanti e alla lotta. Grazie Cristian, ti rubo il microfono, vado veloce, 2 minuti a testa. Giorgio Pirina, segretario del Circolo della Maddalena, il più lontano, dai. In treno sono venuto, bravo. Salve compagni e compagni, innanzitutto sono felicissimo di partecipare a una Giorgio, 2 minuti. assemblea così vitale. Vado dritto al punto perché ne approfitto che c'è il compagno Fratelli dal Nazionale e anche dal Parlamento. Mario Fredi? Io sono un precario dell'Accademia, no? Sono un ricercatore precario dell'Accademia e quello che sta succedendo negli ultimi tempi con il ministro Bernini, con i tagli all'istruzione e all'università è una cosa terribile che, a proposito di corpi, di democrazia, di diritto al lavoro, di diritto alla salute, no? Che sta colpendo tantissimo la vita e le proiezioni di vita di ricercatori e ricercatrici dell'università. Una cosa che mi ha colpito molto dell'organizzazione della governance poco democratica dell'università è che c'è la conferenza dei rettori delle università italiane che viene convocata dal ministro per essere ascoltata sulla vita e la morte dei ricercatori e delle ricercatrici non strutturate, no? Quindi più precarietà o meno precarietà dipende dal corrispettivo di Confindustria, ad esempio, no? Come se il governo convocasse solamente Confindustria. La cosa che mi sta facendo, su cui rifletto, è proprio questa qua. Perché sinistra italiana magari non si può fare portavoce a livello parlamentare, nazionale, dell'istituzione di un organismo alternativo, cioè in contrapposizione alla CRUI dei rettori, che può essere la CRUI dei ricercatori e delle ricercatrici non strutturate dell'università italiana, che venga convocato, che venga considerato, quindi un organismo permanente che venga considerato in fase di negoziazione, in fase decisionale dal Ministero. Non credo che possa essere un organismo, una scelta politica di indirizzo, di democrazia, di diritto del lavoro, di diritto alla libertà, che possa portare una ventata di ossigeno là dove vengono decise tante cose, che l'università come spazio democratico, come spazio di creazione della conoscenza e di democratizzazione della conoscenza. Quindi una riflessione che stavo facendo anche con i compagni della Sardegna in generale è questa qua: perché non farsi portavoce a livello nazionale ma anche a livello regionale di un organismo alternativo alla conferenza dei rettori che possa essere convocato laddove vengono prese le decisioni. Chiudo qua, così lascio direttamente lo spazio a voi. Grazie. Gli ultimi 3 minuti, Giancarlo Nonis, Medicina Democratica, attivista di Europa Verde. Allora, niente, io in genere parlo del registro tumori che manca in Sardegna, del sito regionale, ma l'importanza perché manca è facile dirlo. Allora, abbiamo 2 siti di interesse nazionale, di inquinamento nazionale, il più grande d'Italia è in Sardegna, giù nel sud di Sardegna, l'altro a nord, quello al sud è fatto delle aree minerarie che adesso saranno probabilmente stravolte dalle terre rare, e su questo la programmazione anche di una giunta regionale dovrà essere molto seria e severa, perché rischiamo di ritrovarci nuovamente zone di forte inquinamento che già sono inquinate, ci sarà altro inquinamento, perché queste società che arriveranno qui, esattamente come per il fotovoltaico e per le rinnovabili, verranno qui come vampiri a sfruttare, movimentare queste terre e andranno via lasciando tutto devastato nuovamente. Per cui bisogna stare molto attenti su queste cose. Abbiamo bisogno di programmazione e di scienza, è cosa che sta calando notevolmente. Detto questo, che altro dire? Che la situazione è una questione di educazione alla salute, si parte dalle scuole, parte da stili di vita, i nostri giovani non hanno più la dieta mediterranea, hanno i fast food dove si mangia in modo schifoso, e questo è un dato di fatto. Vedo anche vicino a casa c'è un grosso fast food dove ci vanno i nonni ottantenni con i nipotini a mangiare quei paninacci, altro che dieta mediterranea. Poi certo c'è la longevità, nel mio quartiere c'erano diverse donne che sono vissute sino a 103-104 anni, a Pirri parlo, non parlo dell'Oliasta, no, è un dato di fatto, ma manco di giovane. E ancora, per andare ancora oltre, per arrivare velocissimi, allora il registro tumori fu chiesto dall'assessore Dirindini nel 2006, istituito nel 2012 e non ancora realizzato.
Nel frattempo, l'Istituto Superiore di Sanità, vado a finire e chiudere velocemente, nel 2022 ha certificato che a Porto Torres, dopo 40 anni dalla chiusura della petrolchimica, c'è una situazione epidemiologica gravissima, e ha invitato la Regione Sardegna e le aziende sanitarie a sviluppare ancora delle ricerche su quel territorio, sulla popolazione di Porto Torres. Non vi parlo della situazione di Ottana, è tutto inquinato, cioè arterina, certificato al tempo dell'assemblea che abbiamo fatto con Landini anni fa via Ottana, quando non era ancora segretario della CGL ma solo della FIOM. Certificavo questa cosa e l'assessore allora Agru 45 secondi si dimenticò di inserire il piano di Ottana per le zone inquinate. Abbiamo ancora il lago avvelenato di Furtei, abbiamo la cementeria di San Mazzello, c'è un processo in corso per inquinamento nelle zone di Muramis a base di arsenico e di altri rifiuti scaricati abusivamente nella zona. Tutto certificato con processo in corso da parte della provincia. Ho finito, grazie. Grazie. Mario Offredi delle Ampi della Trecenta. Grazie. 2 minuti. Velocemente tralascio le considerazioni di questo momento importante, questo momento politico di riflessione, di confronto, eccetera, eccetera, per l'economia del tempo. Mi ha stimolato, e ve lo leggo, non è un pensiero mio, per il duetto che c'è stato tra il manager della sanità e Fausto Durante, il segretario del CIE, amico compagno. Allora, cari compagni, sì, compagni e compagne, perché è un nome bello e antico, che non dobbiamo lasciare in disuso, deriva dal latino cumpanis, che accomuna coloro che mangiano lo stesso pane, coloro che condividono anche l'esistenza con tutto quello che comporta, gioia, lavoro, lotta e anche sofferenze. È molto più bello, compagni e compagni, che camerati. Come si nominano coloro che frequentano lo stesso luogo per dormire, e anche di commilitoni, che sono i compagni d'armi. Ecco, noi della Resistenza, noi della sinistra, siamo compagni e compagne perché abbiamo sì diviso il pane quando si aveva fame, ma anche insieme vissuto il pane della libertà, che è il più difficile da conquistare e mantenere. Oggi che, come diceva Primo Levi, abbiamo una casa calda e il ventre sazio per chi ce l'ha. Ci sembra di aver risolto il problema dell'esistere e ci sediamo a sonnecchiare davanti alla televisione. Allerta, compagni e compagni, non è il tempo di riprendere in mano un'arma, ma non disarmare il cervello. Sì, è l'arma della ragione, è più difficile da usare che non la violenza. Meditiamo su quello che è stato e non lasciamoci lusingare da una civiltà che propone per tutti autoveicoli sempre più belli e ragazze sempre più svestite. Altri sono i problemi della nostra società, la pace certo, ma anche un lavoro dignitoso per tutti, la libertà di accedere allo studio, una vecchiaia serena, non solo egoisticamente per noi, ma anche per tutti i cittadini, così nei diritti fondamentali della nostra Costituzione nata dalla Resistenza. Un saluto, care compagne e cari compagni, partigiani d'Italia, ora e sempre Resistenza, parafrasando Calamandrei. Grazie Mario. Mario è anche bravissimo cantando, nei pranzi dell'Ampi si ricorda tutte le canzoni della Resistenza. Compagni e compagni, io vi ringrazio tutti coloro e tutte coloro che hanno anche rifiutato di intervenire, perché sono le 6:25, ringrazio la segreteria, ringrazio tutti voi che dalle 3:30 siete qui, ringrazio chi ha fatto 300 chilometri per essere qui, ringrazio chi è partito addirittura dalla Maddalena, insomma. Nicola, Sinistra Italiana è un partito in crescita, l'Alleanza Verde Sinistra è un partito in crescita, questo lo dobbiamo a te e anche alle politiche che in Parlamento state portando avanti. Prego. Ma intanto grazie a te Eugenio, grazie ai compagni e alle compagne della segreteria regionale, a chi ha contribuito perché si arrivasse a questo appuntamento, e grazie a tutti coloro e a tutti coloro che hanno preso parte oggi a questa discussione che l'hanno arricchita. Io penso che questo passaggio, quello che facciamo oggi qui e che in queste ore, in questi giorni stiamo facendo in tutta Italia, Sinistra Italiana è impegnata in un percorso diffuso nel territorio nazionale per ragionare attorno ad un nodo che oggi, poi dirò qualcosa su questo,
torna, per quel che penso, particolarmente centrale la ricostruzione di un radicamento, di una densità, la ricostruzione di un soggetto politico, di uno spazio, di una rete. Oggi, più che in altri tempi, questa dimensione, lungi dall'essere sufficiente, torna ad essere necessaria. E allora il segnale che viene oggi qui per me, da questa assemblea di organizzazione, è un segnale importante, è il segnale di un partito che cresce e che con la sua crescita contribuisce a rafforzare e consolidare una proposta politica, quella di Alleanza Verdi e Sinistra, che cresce in tutta Italia, cresce elettoralmente e cresce perché cresce la sua credibilità. Io penso che ne abbiamo un disperato bisogno di credibilità. È un tema che riguarda noi, naturalmente, riguarda le forze dell'opposizione, riguarda ciascuno e ciascuna che pensi che oggi costruire un'alternativa a questa destra è urgente e necessario. Perché io penso che noi siamo di fronte a un tornante. Piras lo diceva nel suo intervento, la scena che abbiamo di fronte è una scena che segna una potente discontinuità. Qualche settimana fa Peter Thiel, il CEO di PayPal, uno dei 5 signori che abbiamo visto schierati l'uno accanto all'altro alla cerimonia per l'insediamento del presidente Trump, uno dei 5 uomini più ricchi del pianeta, uno di quelli che insieme a Bezos, Musk, il padrone di Meta, Zuckerberg, hanno guadagnato in 90 giorni, nei primi 90 giorni successivi all'insediamento di Donald Trump, più di 200 miliardi di euro. Il loro patrimonio è cresciuto in 90 giorni di oltre 200 miliardi. La somma che corrisponde all'intero PNRR che l'Italia ha avuto a disposizione come risposta alla tragedia della pandemia. Di questo stiamo discutendo. Ecco, questo signore Peter Thiel ha dichiarato con qualche nonchalance che ormai capitalismo e libertà, e aggiungo io democrazia, sono incompatibili. È piuttosto facile, credo, per tutti e tutte noi intuire quale di queste due parole per Peter Thiel sia destinata a finire nel cestino della storia. Non è il capitalismo. Ma a questa dichiarazione, che è un vero e proprio manifesto programmatico sul mondo che abbiamo di fronte, non è una battuta dal sen fuggita, è una dichiarazione programmatica, è un manifesto politico. A questa dichiarazione non siamo arrivati da un giorno all'altro, è il risultato di un'accumulazione che anno dopo anno, giorno dopo giorno, si è progressivamente costruita nella demolizione del diritto internazionale, del sistema delle regole, nella demolizione del diritto del lavoro paese per paese, nella demolizione progressiva degli assetti costituzionali, in particolare quelli che nel vecchio continente, nei paesi mediterranei del vecchio continente, si erano costruite dopo la liberazione dal nazifascismo, nel tentativo di far saltare definitivamente ogni forma di regolamentazione che potesse costituire un freno al ripristino brutale della legge del più forte. E Donald Trump, dal video su Gaza alla pace degli affari che si prepara sulla pelle dell'Ucraina col suo amico Putin, perché adesso è qua, insomma, poi uno fa fatica a contenersi, no? Io faccio una certa fatica, ve lo confesso, a trattenermi. Ci hanno detto che eravamo filoputiniani, pacifinti e pacitonti, quando disperatamente all'inizio in assoluta solitudine, perché oggi per fortuna siamo un poco di più anche in Parlamento, ma all'inizio eravamo soli. Io ve lo ricordo, il primo decreto per il trasferimento delle armi all'Ucraina
nel Parlamento della Repubblica, non c'era ancora Alleanza Verdi e Sinistra, c'era Liberi Uguali, io ero lì in dissenso col governo Draghi, unico a votare pallino rosso in un Parlamento in cui tutti e 600, perché era ancora il vecchio Parlamento con 630 deputati e deputate, non 400 come sono adesso, tutti verdi e un pallino rosso. Ci hanno detto filoputiniani, pacifinti, pacitonti, e noi disperatamente, nonostante tutto, dicevamo attenzione perché le armi portano armi, la guerra porta guerra, l'escalation farà tutto tranne che difendere il diritto degli ucraini e delle ucraine a vedere rispettata la loro autonomia, la loro sovranità, a limitare la brutalità dell'aggressione, dell'invasione dell'autocrate di Mosca. Appunto, ce l'hanno detto di tutti i colori. A breve, segnatevelo, riabiliteranno Putin prima di riabilitare i pacifisti. Prima di riabilitare l'ANPI, la CGIL, l'ARCI e noi tutti e tutte che in questi 3 terribili anni segnati dalla guerra in Ucraina abbiamo tenacemente provato ad indicare un'alternativa. Ma questa demolizione è una demolizione minuziosa, fatta di tante piccole o grandi scelte. La prima tra tutte è l'ipocrisia e il doppiopesismo di un Occidente che non guarda al mondo. È perché, insomma, anche qua, nell'ultimo anno e mezzo, nella coincidenza ancora più drammatica, se al dramma può essere aggiunto altro dramma, tra la guerra in Ucraina e il genocidio sulla pelle del popolo palestinese, anche qui noi tra i pochi ad avere il coraggio di nominare le cose col loro nome, il doppiopesismo, l'ipocrisia è diventata perfino insopportabile, no? Da un lato le giuste sanzioni contro la Russia, dal mio punto di vista l'ingiusta strategia fondata solo sull'escalation militare, ma la giusta reazione di una comunità internazionale contro la violazione del diritto. Quante volte ci hanno detto anche chi nell'opposizione, in buona fede, io non voglio metterlo in discussione, sosteneva un'altra linea, c'è l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, insomma c'è il diritto internazionale. Ma come non vedere quanto stride quella scelta con la scelta contemporanea di non fare nulla di fronte ai crimini di guerra, allo sterminio, al massacro, alla distruzione che ha devastato Gaza e decine e decine di migliaia di poveri corpi palestinesi inermi, neanche una sanzione, neanche una sospensione temporanea di quell'accordo di associazione UE-Israele che all'articolo 2 di quello stesso accordo prevede, quell'accordo lì, non noi di Alleanza Verdi e Sinistra, che di fronte a violazioni dei diritti umani, non all'accusa di genocidio, violazioni dei diritti umani, quell'accordo sarebbe dovuto almeno essere sospeso. L'ipocrisia, il doppiopesismo e poi l'attacco frontale alla Corte Penale Internazionale, fatto di dichiarazioni, di atteggiamenti fondati sullo sbeffeggiamento, di scontri frontali e dichiarati, come è avvenuto sul caso incredibile del torturatore libico arrestato, poi liberato e riaccompagnato con tutti gli onori, con un volo di Stato, là dove può impunemente continuare a torturare, stuprare, assassinare quelli che ha ridotto in schiavitù. Potremmo continuare, è un lungo elenco, ma guardate, sul terreno delle politiche internazionali, del diritto internazionale, sul terreno delle norme che regolano la nostra vita civile, qui dentro il nostro paese, nel rapporto con l'Europa, la destra nazionalista che ne mette in discussione in radice l'esistenza, altro che la Russia. Se oggi questa Europa corre un rischio, quel rischio non viene dalla possibilità di un attacco militare all'Europa, come qualcuno, diciamo, vagheggia per giustificare l'ennesima corsa agli armamenti. Si riunisce l'Europa sconvolta dal cinismo di Donald Trump per dire: oh, attenzione, dobbiamo recuperare un ruolo, e da una parte rischia più terribile, diciamo, dei paradossi di misurare questa reazione
configurandosi come chi dice no, ma fermi, non fate cessate il fuoco, la guerra continui, perché altrimenti non abbiamo un ruolo. Dall'altro, mettendosi d'accordo per derogare all'assurdo patto di stabilità firmato dai patrioti, perché naturalmente sono patrioti a giorni, a targhe alterne, per legittimare un ulteriore aumento della spesa militare nazionale. Volete derogare al patto di stabilità? Noi siamo d'accordo, deroghiamo anche significativamente, ma facciamolo per aumentare la spesa sociale, la spesa in sanità, la spesa in istruzione, la spesa in politiche industriali, perché come è evidente, nel tragico cinismo di un mondo nel quale la brutalità degli interessi e del capitalismo, bellezza, sarebbe detto un tempo, riafferma le sue regole, le destre, quelle nazionaliste, populiste, neofasciste, neonaziste, xenofobe, razziste, quelle sì che sono per l'Europa una minaccia esiziale, costruiscono il loro consenso, lo costruiscono nella pancia di società impaurite in cui aumenta la povertà, la diseguaglianza, si riducono i diritti, scompare il futuro, la transizione diventa un miraggio, e quando su quel terreno si produce qualche passo avanti, la sua dimensione ingiusta sul piano sociale ne scarica i costi sui più fragili, costruendo, no, lo dico ai ragazzi di ultima generazione con cui tante volte siamo incrociati anche durante, diciamo, i loro blocchi stradali, costruendo il paradosso che è quello con cui oggi ci misuriamo non solo su quel fronte è plastico, no? E quelli hanno convinto davvero un sacco di gente che la colpa della crisi climatica e di quello che succede è dell'ideologia ecologista. A un certo punto c'è gente che davvero ci crede, cioè l'alluvione pensano che la colpa è degli ecologisti che difendono la lontra piuttosto che l'albero nel letto del fiume, o che la crisi del settore automobilistico sia colpa di chi ha detto badate, forse serve orientare la nostra filiera industriale alla transizione per una ragione semplice, come invece il sindacato ha ben capito e detto per tempo, almeno una parte del sindacato, perché se non lo facciamo è la prima vittima, oltre all'ambiente e alla tenuta di un mondo che non sopporta questo livello di emissioni, sarà la nostra catena produttiva e saranno i nostri lavoratori espulsi da un mercato del lavoro e da un sistema di competizione globale nel quale non avranno più niente da dire, come è del tutto evidente, tant'è che i paesi più svegli hanno corso, hanno cominciato a correre, no? Poi ci dicono poi facciamo un favore agli altri, piacere, perché gli altri si sono mossi e noi stiamo fermi, rinviando ogni volta un giorno in più le nostre responsabilità. Ora, di fronte a questa condizione qua, che potremmo, diciamo, ulteriormente dettagliare, ma non lo faccio sia per non annoiarvi che, come è stato ricordato, per non perdere l'ultimo aereo che mi riporterà da mio figlio dopo quasi 15 giorni che non lo vedo. Potrebbe essere dettagliata, no? Perché guardiamo qui, direttamente a casa nostra. Questa è la destra sociale che cancella il reddito di cittadinanza, dice no al salario minimo, sbatte la porta in faccia alla nostra unitaria proposta di legge, a mia prima firma, ne sono molto orgoglioso, e guardo Fausto, diciamo, perché se ne è occupato particolarmente sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, dice no alle nostre proposte sulla sanità, sulla scuola. Potrei farla lunga e contestualmente col DDL sicurezza, o meglio DDL paura, mira a restringere, codificando questa restrizione, le libertà democratiche, attenta alla Costituzione col premierato in forma esplicita e con l'autonomia differenziata in forma implicita, perché quello non è un disegno di riforma costituzionale, ma viva Dio, mette come in discussione la dimensione sostanziale dell'assetto repubblicano, la rigidità della Costituzione nella sua dimensione più interessante, quella che dice in fondo tutti e tutte sono uguali rispetto al loro diritto ad accedere ai diritti fondamentali, ovunque siano nati, e in un paese nel quale, noi lo sappiamo bene, non sono solo diverse le opportunità o le condizioni materiali, ma è diversa perfino l'aspettativa di vita. In questo paese, a seconda del posto dove nasci, c'è iscritta in fronte una data di scadenza diversa, sai che camperai tendenzialmente qualche anno in meno,
rispetto a chi ha avuto la fortuna di nascere in un'altra condizione. Ora, questo è il quadro. E allora, di fronte a questo quadro, a noi spetta il compito di mettere in campo un'alternativa. E però, e qui c'è il punto che ci riguarda, perché questa alternativa abbia una possibilità di successo, occorre che questa alternativa abbia due caratteristiche. In fondo ce lo insegna anche l'esperienza più recente del voto tedesco, è stato ricordato. Insomma, non sarà mica un caso se la Link prende il 9% di fronte all'avanzata della destra estrema, perché con coraggio avanza un'alternativa riconoscibile. Questo è il punto. Ora, io penso che Alleanza Verdi e Sinistra sia cresciuta così tanto, e anche in modo, diciamo la verità, per di più inatteso, perché ha provato a fare due cose che io penso noi dobbiamo coltivare con grande determinazione. Guardate, vale qui in Sardegna, un territorio come questo, con le sue specificità, vale in tutta Italia. Tenere assieme due elementi. Primo, la disponibilità, l'umiltà, l'intelligenza, la tenacia nella costruzione di alleanze politiche e sociali. Attenzione, politiche e sociali, perché io lo dico, per me è una fissa, diciamo, che viene dalla mia storia, dalla mia scuola politica e culturale. Tu puoi fare la più larga delle coalizioni, col miglior programma possibile, ma se quella coalizione non è in grado di connettersi col tessuto sociale, di muovere gli interessi collettivi, bisogno di produrre mobilitazione, conflitto, anche qui viva Dio, parola espulsa per troppo tempo dal dibattito pubblico, conflitto, partecipazione, tu non ce la fai. E quindi grande disponibilità alla ricerca di una convergenza unitaria. Ma poi, e qui cade il punto, ci vuole grande coraggio, anche l'ambizione di un'alternativa. Noi dobbiamo aver paura di dire alcune parole. L'ha detto Eugenio, io ci torno sempre, sarà perché su questo, diciamo, per tanti anni sono stato messo all'indice come una specie di estremista pazzo che voleva, diciamo, derubare il povero ceto medio di questo paese, che però nel frattempo, anche grazie alle politiche che lo hanno contraddistinto, se c'era non c'è più. Ecco perché. Ma possiamo dire che di fronte alla diseguaglianza che cresce in modo insopportabile, ci sono in Italia 73 persone, 73 sono meno di quelle che stanno in questa stanza, chiaro? Che hanno un patrimonio che supera i 300 miliardi di euro. Possiamo dire che una tassa sulle grandi ricchezze, la chiamo patrimoniale, poi se non gli piace, pazienza, cambiamo nome, non è una proposta eversiva, è una cosa di buonsenso. Chiedere qualcosa a chi è straricco per investire quei soldi in sanità, in scuola, in reddito, che il reddito che è stato cancellato e va reintrodotto, si può migliorare, sì, ma misure universali di sostegno al reddito in un paese che ha questi tassi di esclusione, povertà, marginalità e queste caratteristiche di un mercato del lavoro non è rinviabile, che il salario minimo legale è in ritardo rispetto alle necessità, che la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, che guarda un po' ovunque la sperimenta, funziona, anche questo è un bel fatto, io l'ho detto in Parlamento, ma lo sapete, non è che solo i lavoratori e le lavoratrici stanno meglio e quindi c'è facile, ti pago uguale, lavori meno, ma sono le imprese che vanno meglio, aumenta la produttività a palla, e dove lo fanno? Lo moltiplicano. Allora anche qua noi dobbiamo avere il coraggio di cambiare il nostro cervello, anche il nostro. Siamo stati per tanto tempo sulla difensiva, abbiamo resistito, ogni volta che arrivava una riforma la gente si nascondeva sotto il primo tavolo, perché per tanti anni una parola meravigliosa come riforma, che nasce come l'annuncio di una stagione di miglioramento, si è tramutata obiettivamente in una sciagura, no? Per quanti anni uno sentiva al telegiornale c'è una riforma e diceva dov'è il tavolo che mi nascondo perché mi fregano sicuro, poi la riforma alle pensioni è così. Torniamo a porre questo tema con l'ambizione di un cambiamento. Io vado dicendo, io voglio ridurre l'orario di lavoro perché io penso che la politica deve tornare ad occuparsi anche della felicità. Perché guardate, c'è il problema che riguarda la ridistribuzione del lavoro, sì, della ricchezza, sì, della razza, ma vi voglio dire che c'è un problema che riguarda anche la felicità delle persone, perché anche chi ha un lavoro, non parliamo solo degli ipersfruttati, i lavoratori poveri, pensiamo a chi magari ha un lavoro ma che spesso e volentieri vive una vita che è fatta di sveglia al mattino prestissimo, si alza, si infila sul mezzo di trasporto spesso strapieno, va avanti e indietro, la sera a casa dopo aver lavorato, gli resta solo la forza di buttare giù un boccone, magari quello di un fast food, diciamo, perché non c'è neanche più il tempo di cucinare, magari, e poi andare a dormire. Ma non è mica
Noi non siamo mica fatti così. Gli esseri umani non devono vivere per lavorare, devono lavorare per vivere. Lo possiamo riaffermare. Cioè possiamo pensare che la nostra proposta politica abbia questa ambizione e possiamo farlo su questi temi, dobbiamo farlo quando parliamo di diritto alla salute, che non è soltanto diritto alla cura, anche qua. Noi stiamo così, anche perché quando discutiamo di sanità, per molto tempo abbiamo pensato al diritto alla salute come se fosse semplicemente il diritto a ricevere una prestazione di cura, ma lì sei già un po' in ritardo. Il diritto alla salute è una cosa tanto più complessa, ha a che fare con le politiche sociali, con quello che immagini del piatto che metti sul tuo tavolo, col modo con cui organizzi i trasporti, i tempi di vita, di lavoro, e certo anche col modo con cui funziona la sanità del territorio, la medicina preventiva, la politica ambientale. E questo è il diritto alla salute. Cioè possiamo avere l'ambizione di mettere in campo una proposta coraggiosa. Noi vogliamo fare questo. E io penso che se facciamo questo, e se ci concentriamo su questo, e se smettiamo di fare un'altra cosa, qui parlo proprio dal segretario di Sinistra Italiana, perché riguarda soprattutto, o comunque in particolare noi. Io lo racconto spesso, ci faccio anche un po' una battuta sopra, ma perché la sento così, è come se un bel giorno, io, diciamo, dopo una lunga malattia, per fortuna non grave, sul piano delle conseguenze, però mi fossi svegliato dicendo sono guarito. Questa malattia è la malattia di chi per tanto tempo è andato in giro per questo paese, io è tanto che vado in giro per questo paese, a fare assemblee come quella magari di oggi, di solito con meno persone, con interventi meno interessanti, ma a discutere in appuntamenti che avevano come titolo più o meno la crisi della sinistra, l'unità della sinistra, il rinnovamento della sinistra, la ricostruzione della sinistra, la costituente della sinistra. Poi è come se a un certo punto io fossi guarito, mi fossi svegliato e avessi capito una cosa che era piuttosto evidente, che di questa discussione qui alla stragrande maggioranza degli italiani e degli italiani che tutti i giorni fanno i conti con i loro problemi non gliene frega niente, e che loro vorrebbero invece che qualcuno gli raccontasse che idea abbiamo sul lavoro, sull'ambiente, sui trasporti, sulla sanità, su quello che ha a che fare con la loro vita. Quando capisci questa cosa qui, io penso che l'abbiamo capita, e ti occupi di questo, e quindi lo dico a Eugenio, lo dico a Liliana, alla segreteria regionale, ai segretari provinciali, a tutti e a tutte coloro che anche indipendenti, autonomi, senza tessere, avranno voglia di unirsi a noi per provare a costruirla questa alternativa. Se ci occupiamo di questo, allora cambia musica. E non è un caso che Alleanza Verde e Sinistra abbia preso tutti quei voti, e di quei voti ne abbia presi tantissimi, tra i giovani e giovanissimi. Io ve lo dico, incontro un sacco di ragazze che hanno 19 anni, che hanno fatto il primo voto e che mi dicono il primo voto l'abbiamo dato a voi perché siete gli unici che dalla guerra alla Palestina, alla transizione ecologica, alle politiche energetiche, al lavoro, alla salute, alla scuola, dite cose che ci fanno sperare che non è vero, come ci hanno spiegato, per una vita che tanto alla fine non cambia nulla, perché un'altra delle malattie di una idea della politica, che poi ogni volta fa i conti col funerale collettivo, col rito collettivo della contrizione dopo i risultati sulla affluenza, no? Affluenza che cala, la democrazia in crisi. E però pare che non abbiano capito che una delle cose che ha contribuito a questa roba è l'idea che alla fine, se al governo ci vado io, ci va lui, che abbiamo due posizioni politicamente opposte, sostanzialmente quasi nulla cambia. E questo è il problema, o un pezzo del problema. Restituire una speranza, perché questo mondo terribile che ci abbiamo davanti oggi è attraversato dal più drammatico dei rischi, quello di perdere la speranza, di essere invece dominato dalla rassegnazione, dall'assuefazione. Ci rassegniamo alla guerra, siamo assuefatti all'orrore, all'idea appunto che tanto non si può. No, si può se lo facciamo tutti e tutti insieme, se lo facciamo bene, con passione e con ambizione. Noi siamo in campo per questo, e occasioni come quella di oggi mi fanno pensare che non è un lavoro del tutto inutile. Grazie. Grazie Giorgio. Grazie. Andiamo che sennò sì. Così stiamo tranquilli.